Yuppi, con questa canzone di Frank Annella vi diamo il benvenuto con Super Mario Bros e Frank Annella Elena Nonema, Antonio Scola, Mario Bros tu dovrai coccolare, non si merita tutti gli insulti che gli fai ogni lunedì. Contro il governo lui combatterà e tutti i mostri, anche i più potenti, li sconfiggerà. Tutti insieme sulle mani, Super Mario Bros. Tutti insieme sulle mani, Super Mario Bros. Tutti insieme sulle mani, Super Mario Bros. Solo lo sappiamo, occhio come al centro rossa, a Mario Bros spaccheresti le ossa, quando la stella non prende si beccherà, sempre più forte di prima, godrà della tua stima e il livello passerà. Elena Nonema, fate su ritornella. Tutti insieme sulle mani, Super Mario Bros. Tutti insieme sulle mani, Super Mario Bros. Tutti insieme sulle mani, Super Mario Bros. Vai! Tutti insieme sulle mani, Super Mario Bros. Tutti insieme sulle mani, Super Mario Bros. Tutti insieme sulle mani, Super Mario Bros. Amici miei, questa era Super Mario Bros, che non c'entra un cazzo con questa serata, ma ci piace iniziare con la musica, almeno quando siamo tutti insieme. Un applauso a Frank Annella! A voi! Guaglio Frank Annella comunque deve rovescerando, ma da gridare! La polizia no? C'è la polizia, ragazzi, stiamo calmi. C'è Martina, eccola qua, ragazzi. Martina ha appena fatto un caccone. Si è mangiato un cioccolatone. E il nostro Antonio Scola, il driver Antonio Scola. Un applauso a Antonio Scola che ci base a Scola. Metti in mano con Poland. Abbiamo la polizia davanti, attenzione, ve la faccio vedere. Attenzione amici, arresto cardiaco. Allora, saluto chi è uomo di su, che la latrina come spella sempre, che la latrina grandissimo, uomo di su, mafia, grandissimo Maradona, che l'altra volta ha fatto le donazioni un po' per me, un po' per Ferrara. Francesco Gargiulo lo saluto. Nella Yuppi! logo verde per te. Le live divertentissime, La fregate pare proprio Gesù. fantastiche, sembrerò per tutto il tempo. C'è il rune che dice Parugazza, vieni velocissimo, Questo è per quei abbonati, senza limiti, è follissimo, starai sempre lì a chattare e non buchina con la musica, stoppa. Allora, che recca, Mario Bros si ne ha perdi di ma Mario Bros stana, moderatori. Allora, uomo di su, Cerone, io lo faccio per non farti stancare, ti faccio piano poche ciate, puzza, passani, no, ma fai bene, no, non fai pure. Comunque, con tutte le espulsioni diciamo sempre, lo voglio dire, Enzo Ferrara. Guardia di finanza. C'è sette cose, ci manca solo la forestale, poi siamo al completo. Stiamo andando a consegnare le calze che avete donato, diciamo, giovedì. Quando è stato, Francannello? sì, Senza la vista di giovedì so, sì. Francannello, stiamo contando. A un certo punto ha contato 231 euro e 300, poi c'è la cheat, mo mi sono ricordato. Già scamata. Ma Francannello comunque zappa, manco contavo, Elena, cosa vuoi dire su Francannello? Una parola? Una. È mio fratello. E sono tre parole, Elena. Una devi dire. Che? Fratello. 4 lettere, incomincia con la L. Lota. Bravissima. Non è una lota. Mamma. No. Allora, raga, Alex Boa, un saluto al popolo napoletano che sta dietro di te. Voglio guardate che Alex Boa che sta Peccatore pasta e patata. Stefano. Allora, ragazzi, dovete sapere. Di là ci sta Formicola. Allora, in questa macchina ci avete visto chi siamo. Nell'altra macchina ci sta Alex Bo, Salvatore Formicola, la sua fidanzata. No, la fidanzata di Alex Bo che si chiama Isabella. Federica. No, non si chiama Isabella, non mi ricordo come si chiama, si chiama Isabella. E poi ci sta alla. E ci sta più, ci manca mai? No, ci siamo
Catello Frisa, ragazzi, 20 anni. Catello Frisa. Tornato dalla Venezuela. Che giù da fare Venezuela. La famura. Oh, allora, Scendiamo tutti. Migliozzi dov'è? Dice Manu 57. Migliozzi lo abbiamo lasciato perché sapete che la Befana sta stanco. Prendi, fa rifornimento con... Ah, siamo a fare qui il rifornimento di, diciamo, della benzina, ragazzi. Sponsored by Kuwait. Ma questo Frank è proprio un cretino. Liberato l'animato, lo saluto. Salutiamo qualcuno. Chiara Longo. Salutiamo Chiara Longo, Ma come stai Chiara Longo? Laura De Greco. No, dico, ma chi è? Sto qua. Direttamente dal Venezuela. Sta abbronzato, guardate come sta abbronzato. È Chi ci tornato sta, più chi ci bianco sta? di prima, è tornato. Chi ci sta? Leggi. Saluti a tutti. Chiara Longo che ride, Alex se boca dall'auto. Sta facendo Mesco scendere d'abbonamento domenica. Uomo di mi saluti. Solo la fronte. No, vabbè, oh. No. Aspetta, un quadro metro. Cade, fatti inquadra, in H. Senti la scuola fronte di Catello, Catello scusa. Frontesa. Frontesa, fatemi accoppiare con Cerrone, Chiara Longo, stai calma. Zazzaro, mai visto. La fronte di Catello. E saluta a me la poca cocco, te ne sa con vino. Michele Cefariello, che è la grande La aluta. latrina, Nicola Scaduta Balzano, della Fabiana. Alessandro Marino. Ma da lo sta la faccia pare casi morto, scusa. Francava sta in un paradiso, e già. Buonasera Befana, buonasera Alessandro. Dove sta Befanozzi? Frank, dove stiamo andando? Dai, dillo tu. Stiamo andando alla Galleria Umberto dove facciamo il nostro primo giro e poi da lì Cosa stiamo andando a fare per chi non lo sapesse se fosse collegatura, non sa quello che stiamo andando a fare, ripetiamolo. Ricordiamo che giovedì sera abbiamo fatto una diretta di serata benefica per raccogliere le donazioni con 5 euro, una calza per i senza tetto. Questa Cosa calza contiene, contiene acqua, scaldacollo, pasta e patate, guanti, tutte cose, Cioccolatini. cioccolatini, tutte cose per i senza tetto, come abbiamo fatto per le coperte per la serata scorsa di beneficenza. E stasera andiamo a fare questa. E quante calze abbiamo, Frank? Fammi vedere. 67 calze. Wow, Frank, siamo Possiamo partire, vai. Possiamo partire. Vai, siamo calmi, siamo calmi. Sei carico, Catello? Sono Da carichissimo. Catello il Non si verrà venezuelano. Un catellissimo. Pare cugino, pare più Live nella live. La live nella live, guardate Tutto di Inception. Grandissimo. Catello Inception. Andiamo. Andiamo? Ci siamo, siamo mi pronti saluti per Concetta, Nella di... Uè, aiuto, a posto, sono Concetta, ciao a tutti, ciao Nella, ciao Francesco Sportiello, ma sta ancora cachissimo, ma che non se ne va a fare un culo? No, Sportiello, io ho fatto pace con Sportiello, per dire la verità, Sportiello non è più una Pace con latrina. gli sportielli L'unica in latrina Italia. qui è Enzo Ferrara che non vedo nemmeno in diretta, ma però... ieri È successa ieri. mi sono fatta la foto con Sportiello. Oh, era? Abbiamo visto lo Sportiello. Ah, Sportiello comunque è qui con noi, ragazzi, non so se si vede, eccolo qua lo Sportello. Insomma, eccolo qua. Ciao macchinina. Eccolo qua Sportiello e Martina, una foto veramente di quelle. Befanozzi non lo fai un po' Befanozzi. Uè, io sono Befanozzi, sta a posto, stasera non ci sto perché praticamente rimango a scuola, io 7, no, Sta stanco, sta stanco. Questo è un mix sta della stanco. Concetta. Sta stanco. Allora, Migliozzi che non giocherà, venerdì l'ho messo fuori rosa, insomma. Ah, Un po' di su. di sole e un bacetto. Però che l'altra volta manco non è andato il bacetto. Basetta, uomo di su, ciao uomo, mua. Allora dove lo vuoi il bacetto? Come si fa? Uè, non t'allargare però, Uè. Su, spazzi, Ragazzi, ma noi abbiamo sempre Elena che qui è silenziosa, ma intanto sta scorreggendo. No, dico vabbè Elena, facciamo finta di... Attenzione queste. attenzione. Ma Antonio Scola vedo un po' taciturno, vedo un po' taciturno. No, sono attento a portare l'auto, se no... Guidatore. Parole forti di Antonio Scola, sono intento a portare là. Poi Queste attenzione. sono le frecciatine per Diego Tatarello. Tatarello ubriaco, lo sa, Tatare. Cotechigno. Cotechigno, lo sa. Laura De Gregorio, venerdì voglio venire pure io a vedere la partita. Attenzione amici miei, Lara la tigre vuole venire, la metteremo in gabbia. Una parola per la tigre. Cretino, Frank Annella, amici, un cretino. Attenzione. Allora, Fabiana, Salvatore Scippa, eccolo là, Carmine Spina, un bacio grande, Carmine Spina. Ricordiamo che Carmine è uno dei. È una casa caruta. No, ricordiamo chi è Carmine. Allora, Carmine è uno dei Ragazzi, ragazzi che viene. Ragazzi, 50 anni, già, 50 anni. Sì, ma tutto giù. Oh, ragazzi, Carmine di 80 anni, Carmine. È uno dei ragazzi che viene, Ragazzi, che viene con noi all'associazione giovedì sera, ricordiamo.
sorriso con di Caro. noi, se tu vai con loro, Frank Non è che vado con loro. ma si piglia un tutta la mano. Perché adesso devo prendere la patente, mi sto iscrivendo alla scuola. Ai Tammed, Frank Anne. Mamma mia, che Allora, Frengannella. carissimo Maradona, vi vedo belli carichi di droga, pupille dilatate. Perché? Perché amici miei, Catello che è andato in Venezuela con la scusa della ragazza, cosa ci ha portato? Ci ha portato 1 chilo Di cosa? cose, Cosa? di polvere bianca. Di polvere Fallo bianca. vedere. E facciamolo vedere, se Questa? ci sta, No! metteremo anche quello nella casa. Aspetta, sta qua il tesoro. Poi attenzione. Cosa che ti ha dato? Quando sei mariato loro è stata quando sei Vedi qualcosa che ti ha dato c'è in cosa? tasca. Ah, guardate come. Oh, a parte. Chapo Guzman. No, a parte scherzo, guardate come ha portato. Io ci ho Il chiesto. Chapo, io? No, ci ha chiesto 1 chilo di cocaina, ha detto no. Non lo so, per ovvie ragioni. Attenzione, un parcheggiatore. Ho detto, guarda come ha portato Catello Fresa dal Venezuela, amici miei, mi ha portato là. Sembrerebbe una pomata per l'ano. fisse. Sì, no, ma non è una pomata per l'ano, si Cos'è? chiama Ovo Maltina. Ovo Maltina. Ed è una cioccolata, voglio vedere, è buona, l'ho già assaggiata prima, pare un dentifricio, però è una cioccolata. È buona Elena? Buonissima. Io non l'ho assaggiata, le assaggiata. bugie di Elena, bugiardissima questa ragazza. Mi fido di te. Si fida di me. Allora, leggiamo un po' di commenti, vai Elena, vai. Ma come è rimasto male, facci Allora, vedere. non Come ti leggo. chiama, Frank? Vabbè, che non le cercate, leggo. non ci fate caso, è un po' No, cieca. non Elena. leggo. Elena c'ha gli occhiali, insomma, una specchiata tra le donne. Il cerrone. È il cerrone? Nel cerron, nel cerron. No, non leggo, Fabio. Non sa leggere, purtroppo Elena non sa leggere. Ragazzi, questo cappello lo vedo molto carico. Ui, Da Teresa Cortina notare cioccolata. che ci sta solo liberato questa sera tra gli animatori. Tra gli animatori, perché un animatore ce l'abbiamo qui, Catello in macchina, Enzo Ferrara sarà Yavan, Claudio Arpaia poi non ti dico proprio la sta stallando, Mary Sposa che è una puttana e sta lavorando, l'abbiamo vista proprio, l'abbiamo intravista sotto i ponti. E Francesco Tizzano, Francesco Tizzano. Fabrizios Cerrones. Fanno un rap con le commenti, un rap con le commenti. Allora. Sai fa? Tieni il pallo. Ti faccio la base. Vai. Vega pure a Paco Borrell, guardate che rap con Frank Annell, amici miei, vega sportiel che secondo me è un die malatiel, perché rinda chat pare con Fabiana e va trovando che ci fanno pesce in mano, però c'è sta scippa Salvatore che è un ricchione a tutte le ore, come on, fammi vedere, che ci facciamo vega annanzi a me. Sta fratemi liberata che non vega che è un malata perché secondo me è un buon guaglione parola di Fabrizio Cerrone Laura De Gregorio cioè rima San Gregorio basta vai andate grande, Applausi in chat per questo. grazie ragazzi pezzone grazie di Frank e Cerrone. Frank e Cerrone il messicano cosa ne pensi di questo rap onesta? È un rap veramente alla grande amici miei. Paco Borrelli, Alex Boa. Alex Boa, sempre Che il sta me lo davanti. doppi un po' Alex Boa. Voglio come state, sono Alex, stasera vengo a dare una mano pure io È a venuto. portare le calze, sto là, vedi, sto là dentro adesso. Alla mano poco idra. Tutto appannato, attenzione. Amatore famiglia. Ma spiglio telefono. Guardate a boa. Fommico. Fommico là. Fommi. Ragazzi, questa sera siamo veramente molto carichi. Siamo Non- carichi. Vi stiamo dando un po' di energia. Gregorio, c'è uno che ti posso adottare? Chi mi volete toccare? Laura De Gregorio, adottare. Ah, adottare Laura tranquillamente. Se mi dai 1.000 euro al mese mi puoi Attenzione, chi è adottare. Roy Anonimo. Ah, il grande eroe anonimo, che lo saluto sempre con affetto, lui sa perché. Buonasera Fabio e ciao a tutti. A Cico, pure qua c'è sta. A Cico cane, il muretto con padrone che è tagliando non faccia la tomba. E vuoi ci so che il bene computer a 1.000 euro, cosa? Ma mi cucciato computer? Io già cucciato a chi spero che sta schiavicato quando mi sei virus e poi vengo pure l'anguria, capito? Vengo pure l'anguria all'inverno, capito? Il ci mette il computer in coppa all'anguria, cosa? E ci fanno qualche roba, ho soffritto crocchè, patatelle. Ah, ma le cucciate più di 1.000 euro, frate, vero? Ma ci scasso qua. Ragazzi, un Frank Annella Basta, veramente basta. carico, molto carico. Frank. Fai Enzo Ferrara, è difficile a Enzo Anzi, Ferrara. martello, ma non ho capito, sto team Ferrara, E cosa? Luca può fare... Tu Cerrone, ma ti spezzi! La Luca così era tipo come si Sei scassato, cazzo! bravo, tipo un Gabibbo. Salvatore Formico, stasera ci sono 2 Alex Boa
una con Catello e una con voi. Sì, ci sono due Vai a Alex Boy. Dublino. Ah, viene a Dublino. Maradona viene a Dublino. Maradona, che la data è stata bellissima. Maradona è stato, come si dice, Enzo Ferrari ci ha imparato una coppa in Blabs, lui ha donato e ha donato per noi, quindi veramente un grande Maradona. Grande. Applausi per Maradona. Applausi per Maradona. Che dona sempre. Dove stiamo andando, Frank? Stiamo andando alla Galleria Umberto per i malati di Alzheimer che non hanno sentito prima. No, lo diciamo perché ovviamente qualcosa potrebbe essere No. collegato soltanto Stiamo ora. andando alla Galleria Umberto come Dove faremo le prime tappa. consegne. Ora siamo a Via Esatto. Marina. Sì. Ora siamo a Via Marina, quindi siamo quasi arrivati. Ragazzi, via Maria l'hanno asfaltata tra l'altro, perché ricordo che è una strada che prima c'aveva quei ciottolini a terra, infatti non a caso c'è il ciottolo. Parcheggio Brin. Parcheggio Brin, no, il ciottolo prende il nome Il perché ciottolo. via Marina era fatta tutta da ciottoli, infatti quando facevi questa strada se ne scendevano i cassettini all'epoca, ci hanno asfaltata, come? Miami. Ma hanno fatto i palmi Miami, insomma, poi è diventata una strada... Miami Marines. Ci hanno messo 20 anni, però è riuscita. Pensa proprio non sta ridendo, secondo te perché? We fat mo. Sì, è davanti... Vabbè, no, voglio Dice, dire... pensavo che erano 100. Momento curiosità, sì, ogni tanto diamo anche un attimo di cultura. Solo quando ti piglia, Giuseppe Turco, guarda, per fare una cantata vestito da messicano, quanto ci vendiamo, Frank? Ma ci vendiamo 100 euro all'ora, vero? Venderà cranio. A grani all'ora. Ma cosa sta facendo Elena col suo telefono? Sta avendo la diretta? Guardando la diretta. Incredibile, Elena, c'è proprio la direttite, questa è la malattia delle dirette. Cioè vedi le dirette anche quando sei in diretta. Incredibile. Stavo vedendo quanto ti dona questo fucsia qui. Ci sta. Perché è un po' Francesco, Proprio- quindi ci sta. Ci Proprio sta. fosforescente. Elena che vede la diretta, ma anche Martina vede la diretta, attenzione. Li faccio la torcia? Tu fai la torcia, ottimo. Vai. Leggiamo un po' Maradona, cosa dice Allora, Maradona? che dice Maradona? Sì, infatti... Allora, stavo dicendo che alla fine... Aspetta. Sì, infatti prima se avevi una banana sotto al culo ti ricreavi a via Marina. sì. Attenzione, parole Ma infatti forti. c'era Frank Annella che quando la via era ancora ciottolata, camminava, insomma, andava a comprare un chilo di banane, lo metteva in macchina e si faceva il giro. Tornava e Quando la voce via qual era? era ancora cioccolata. Cioccolata. E com'era la voce dopo aver fatto la via? Voglio questa era voce. No, la voce... La voce! Bravo, ecco questa, la voce... Carmine Spina. Facciamo un po'. Camille Spina, sei un ragazzo oggi, sei diventato un ragazzo, insomma, sei un grazie a ragazzo. Frank Annella, Sei un ragazzo, sei un grande. Caro stai. Alessandra Pisano, la fidanzata di Catello. La fidanzata di Catello. Ciao, Alessandra. Ha detto che gli piace il pisello. No, questo non si può dire, cioè, la rima era facile. Scusa, c'è Alessandra, ma la rima è di Catello, insomma. Fa freddo, dice Vincenzo. Vincenzo, ti Adesso dico si la verità, scatta ti di dico calore. la verità. Si sta bene, eh? Assolutamente, si sta bene. Sarà perché Elena sta scorreggiando, sarà Sì, perché Elena sta opera scorreggiando. mia, Però troppa vi dico, cioccolata. troppa cioccolata. Uomo di Sucero sembri un arcobaleno, questo l'ho letto. Ah, Mister Maradona dice, ma Da dopo... unicorno. Sì, no, questo è Francesco Gargiulo, ma dopo con il resto delle donazioni per gli uomini giro a Gianturco, no, però veramente sono rimaste 10 euro e io Facciamo dei cornetti. se voi dite di sì, solo se offriamo una nera a Frank Annella, solo No, no, se no, voi no. dite di sì, insomma. No, Una bianca. Frank è No, razzista, no, si no. sa, l'abbiamo sempre saputo il razzismo di Frank Annella. E la Chiuppi ti dona quel cappello Fabbri è colorato come la tua aura. Cos'è Aura. l'aura, Frank Annella? Allora, Dicevamo. Ciao Elena, Nella, un bacio. Ok, benissimo, benissimo. Tanto volevi dire? A posto. Allora, cos'è Laura? Laura. Cos'è Definizione. Laura? Bravo. L'apostrofo aura innanzitutto. Un manto Qua di siamo tutti luce. attaccati. Come questa, un manto di luce Una luce che viene dal cielo. che ognuno di dice noi. che da MD 3/4 di Guallera 3,99 € a partire da oggi, a partire da domani. Attenzione, c'è un nuovo abbonato, Frank. Salvatore Scippa che si abbona E quindi, quest'anno. devi cantare la canzone perché non c'è stream. Dai. Abbonatissimi, ti abboni. Mo la mettiamo, tu lo sai. vai con la vai, canzone. vai. Vai DJ scuola. 17, vai, la 17. Fate ma picci su bombolone, vai. Per te Salvatore, vai, tutti insieme ragazzi, chat, fate finta che siamo a un concerto, vai Elena. La Elena Anonima ha cagato 3 volte oggi. Abbonatissimi, ti abboni, tu lo sai, sul canale di Cerro, che la sera parierai come è bello chattare in diretta con te. Abbonatissimi, ti abboni, tu lo sai, 5 € è un affare, la sera parierai se nel gruppo vuoi entrare. Nuovo verde per te. Nella divertentissime e tra le cifre più fantastiche sentirò per tutto il tempo Cerrone
che dice Paruazza, intervieni velocissimo. Senza limiti è follissimo stare sempre lì a chattare e non buchita abbonatissimi, ti abboni tu lo sai sul canale di Cerro che la sera apparerai come bello chattare Tutti insieme! in diretta con te. So, basta. Altro che Massimo Ranieri, ragazzi. A Capodanno non è mai stato a casa, vai Massimo! Tanto siamo arrivati alla Una galleria. donazione, Ah, perché. Siamo quasi arrivati alla galleria. Siamo quasi arrivati alla galleria, ragazzi, abbiamo cercato di intrattenervi quanto Siamo in possibile. 104 in diretta, mettete like alla diretta per salire in tendenza. No, condividete- non ce saliamo ne, in ce ne tendenza. sbattiamo, noi Ce ne non sbattiamo. vogliamo. Ora torniamo seri, abbiamo pariato e ora invece andiamo per la distribuzione. Dai, ma Ieri veramente sono andato a stiamo- Piazza Mercato, Poveri, Bangarella, pa Befana, ma scrivono migliaia di persone alle 2 di notte. Eh sì, la sera, la notte della Befana è sempre così. Notte della Befana è una bella notte, insomma. Io stetti un pochino alla sanità e veramente stiamo facendo una festa, e mi giusto appena fu da festa, insomma, però ci sta. Ma stasera la Luigi diretta la Di Cicco, la fai? buonanima di Luigi Di Cicco. Spicchiato, amico tuo. La sbona, la sbona. Qui Anna Trinchillo che oramai è moderatrice, oramai diventa Martina che commenta invece parla, è vera, ti amo Martina, ma stai commentando? In naviga Martina con me. Ah lo so, ma l'ha bloccata Martina perciò non si vede con me. Allora forti liberato, qua spicchia, attenzione. Ma liberate se è un buco che mi preferite. Ups. Scusate ragazzi, no, non si fa, frega però, non possiamo fare questi. No, ci siamo quasi, dai, Vinci Bros, come sei brutto Annella. Ma perché bloccate le persone che vi dicono come si cess? Perché noi giustamente Parole forti. accusiamo, perché non siamo così brutti, Vinci Bros, perché Vinci Bros. Cibros, ma pigliano poco in culo. Scusami. Vinci Bros, tu devi dire che siamo belli, perché se no noi accusiamo frate, boccammo perché come andiamo noi a cadere da luta. Perché non fa persona seria, non offendere molto gli serio, utenti. ragazzi. No, scusatemi. Lo sai che non si offendono gli utenti e il cliente ha sempre ragione. Il cliente ha sempre ragione. Uazza! Sammi pure Comunque cozzi. dato un volto Venga, a ne un macchinina, numero. lo sai, vero? A Sportiello? Sì. C'è una foto di Sportiello, ragazzi. Giuseppe Iacono 2 euro, grazie Giuseppe Attenzione. Iacono, veramente non Giuseppe dovevi. Iacono. Non dovevi. Che naso che hai? Ma chi sta venendo, fra? Bloccate a questo Vincenzo. Perché tengo una rossa, frate, tengo una sappatano, frate. Vinci Brostan. Una schibutto da Francannella per Perché non dici qualcosa a Vinci Bros? No, No, c'è Vinci Kite Bros, che fa- Siamo arrivati? Non si dicono le cose ai favoriti, cose. Bravo. Vincenzo Leonetti, qui grandissimo, a Mad Queen, li saluto, state a Londra, Saz. Siamo arrivati. Ragazzi, comunque siamo arrivati. Siamo arrivati a Galleria Umberto. Qua ci sono sempre tante persone, li vedete già, Frank lo sa perché il giovedì viene con Salvatore. Ragazzi, invitiamo tutti quanti, se volete, a donare all'associazione. Se avete Contattate qualcosa, contattate la su pagina. Instagram. E se volete venire con noi ad aiutarci, contattate sempre la pagina. Il sorriso di Carolo, se è liberato ogni tanto la spamma ci fa piacere. Vabbè, iniziamo ragazzi. Abbiamo 60 calze da donare, quindi ci rimbocchiamo le maniche e iniziamo. Allora, chi è qua? Uomo di Suma, Capsulone dove sta? No, starà lavorando ragazzi. Capsulone starà lavorando. Vi faccio vedere intanto. Ecco qua, vi faccio vedere intanto tutta la roba che abbiamo, ragazzi, le 67 calze. Poi ci hanno dato, vi dico la verità, ma non mi ricordo come si chiama la trattoria, però abbiamo chiesto. La calza è questa qua, eccola qua. La calza è questa, i cioccolatini, la bottiglia d'acqua, i guanti, scaldacollo e poi il piatto di pasta e patate. Qua c'è l'accatello. Qua ci sono tutte le calze, amici miei, guardate che hanno un scatolone pieno che veramente può cacciare in da ascensore. C'è no, voglio partiamo con una busta perché pesano assai. Partiamo con una busta qua, tanto non credo. Guardate qua, una busta e un scatolone a roba ce faccio. Allora, grandissimo cammino e spina, Antonio Scola, eccolo qua. Li prendiamo tutti. No, non prendiamo tutti. Si può mettere la macchina qua? Ma qua? Allora, problemi di parcheggio perché qua fuori voglio è una tarantella. Diego, c'è Diego.
Chi è Diego? Uno dei ragazzi che a cui consegniamo la... Come si chiama? Diego? Diego. Poi ce n'abbiamo pure una bella casetta a Diego. vedere se no. Che Frank li conosci perché vieni sempre ogni Li giovedì. conosco, sì, li conosciamo. E vieni ogni giovedì, molto bene. Allora Anna Tranquillo, grazie di cuore a tutte le persone che hanno potuto donare cielo nel mezzo, ma voi siete stati il motore. Sono stati il grande motore di questa iniziativa. Ci stiamo giù un attimo sul giro la telecamera. Ci stiamo un attimo organizzando perché cavo posto per la macchina non si può mettere la macchina. Stiamo a galleria, ve la faccio rivedere. Purtroppo c'è stato un problema di posti. Ma scusi, se mettiamo là va giù. Se mettiamo là, fuori teatro San Carlo? No. Ma avrei fuori teatro San Carlo, eh? Là c'è potesse sto posto. Ok, aspetta che va. Così qua. Mentre voi piazzate la macchina. No, aspettiamo. Laura De Gregorio, mi dispiace troppo non aver potuto contribuire, ma sto avendo problemi con la carta. Sasi chip. No, ma non ti preoccupare Laura, lo so, ho letto l'altra volta in differita che non riuscivi a donare, ma è come se lo avessi fatto, Laura, non ti fa proprio problema perché grazie a Dio, mo ce l'ho, abbiamo avuto un sacco di donazioni, 67 calze, credimi, ce ne volessero migliaia, però è stato un bel risultato, insomma. Grazie Giuseppe Loiacono intanto. Allora, nello spiazzale vicino al Maschio Angioino, dice Maradona. Allora, Maradona, noi facciamo le zone più o meno che Frank Annella va a fare con l'associazione, che ogni tanto vado anch'io, e facciamo prima Galleria Umberto, perché comunque ce ne sono sempre tanti e poi abbiamo fatto pure la tavola, insomma, troviamo sempre molte persone, quindi poi ci facciamo la Galleria Umberto, poi andiamo a Molo Beverello, se sono avanzate le calze ci facciamo un museo e poi dopo ce ne andiamo a... Bruno, il ragazzo da Cilo che vive nella macchina. Ah bravo, poi ci andiamo a fare... bravissimo, ci sta un ragazzo che vive in macchina vicino allo Scialeccino, pure ce l'andiamo a dare anche a lui, insomma comunque ci facciamo il giro quello là classico che Frank conosce e che anche io un po' conosco, quindi non vi preoccupate. Allora i passi eccoli qua, guardate qua, e pasta e patane le 70 perché ce ne hanno regalati di più. Guardate qua, cioè 67 l'abbiamo pagati e si sentono cadere. Bella roba. Bella dura, Ancora caldi. Ragazzi, veramente sono ancora caldi, ovvero sono qua. Caldi, L'hanno fatto un'ora fa, nemmeno un'ora fa, per dire la verità. Ah, diceva per l'auto, diceva Maradona. Ah, aspetta, fammi leggere il tuo commento. Maradona, Aroit, scusami un attimo, nello spiazzale vicino al Maschio Angioino. Alex, appoggiatela un attimo a terra, andiamo tra un attimo. Però mi pare che abbiamo deciso di rimanere qua forse. E rimaniamo che macchina? Sì, qua saranno una quarantina di calze, solo qua dentro. Sì, qua solo una quarantina di calze stanno dentro. Almeno 30. È successo, lo vuoi spiegare un po'? Allora ragazzi, la polizia ci ha fermato, ci ha detto che ci dobbiamo andare da qui, Che non possiamo mettere. che non possiamo stare, e quindi andiamo un attimo a trovare io e il signor Catello posto e poi partiamo subito con la consegna delle calze. Ok, dai. Ci sta. Sì, andiamo, Catello. Allora, noi andiamo a trovare un attimo i posti, noi li aspettiamo qua e noi rimaniamo qua e niente, vai. Martina, sta a posto, Martina? Martina sta pensando solo ai cioccolatini in casa. La tengo nel cofano delle mie. Si è portato pure la casetta sua, si è portato. Allora, che è successo qua? Nella chiappe, tra il San Carlo e il Maschio Angioino, Maradona, tra il San Carlo e il Maschio Angioino. Ah, qua, e stiamo andando là. Stiamo fatta sotto, stiamo andando là, ragazzi. Guardate Elenella. A freddo. Frank Annella dietro con poca conduzione, ma fuma una grande sigaretta, conduzione di Frank Annella. Frank, vai. Ragazzi, come state? Mantengo io, vai. Allora, che si dice? Ma quanto è bello Frank Annella? Quanto è fresco. Quanto è bello, Frank. Guardate quanto è bello. Tra il San Carlo? Vai, il suo outfit, vai. Allora, ha delle scarpe molto... Vai, fai vedere le scarpe. Un bel pantalone blu, Onestamente, sciarpa blu, tutto blu. noi l'abbiamo regalato noi. Questo è il regalo per la laurea e compleanno. Onestamente. Firmato Alcott. Allora, che ci dice? Ragazzi, scusate un attimo, voglio dire una cosa. Allora, i piatti di pasta e patate, lo dico Laura De perché... Gregorio a farla. Aspetta, sì. Lo dico perché i piatti di pasta e patate, ragazzi, questo signore di questo bar che leggo perché tiene un nome che non usa... Enzo si chiama il signore, però il bar si chiama Mucuripe. Lo voglio ringraziare se si sta venendo a dirette perché ha tenuto il bar, la sua trattoria aperta fino alle 6:15 solamente per consegnarci questi pasti. 7:20, Quindi è stato un grande signor Enzo, un bacione, grazie mille veramente. Questo volevo dire, vai.
Anna Trinchillo dice che stile, che uomo. Grazie. Allora, la pagina la sta spammando Liberato, la Bravo, pagina il di Liberato Sorriso di comunque è Gatto. moderatore numero 1. È un grande, c'è sempre. Sì, un applauso al Liberato. Enzo Ferrara non c'è. Enzo Ferrara, Parù. Enzo Ferrara, voglio. Sta proprio, voglio. E guardi come state? Comunque su Concetta. Stasera fa molto freddo, ho preso pure la sciarpetta, fa pure rima con Non ci Concetta. stanno i commenti. Ci stanno i commenti, cazzo. Perché non commentate? È vero, perché non commenta? Oh, Ciao, Francesco Francesco Picucci. Picucci. Ciao! Pablo Escobar. Vuole scoparlo. Pablo Escobar. Sandrino Di Costanzo. Uè, con c'è. Uè, cioccolati, come state, cioccolati? Avete avuto le befane? Facciamo vedere dove stiamo. Avete avuto le cazze? Che avete avuto nelle cazze? Facciamo È vedere. bueno. Grazie Dice Giuseppe Iagono, persone veramente speciali. La Giuseppe Iagono pure lui ha donato, guarda pure lui ha donato. Se guarda, a me se guarda. Giuseppe Iagono, guarda pure tu hai donato per le calze, non è? Comunque le persone speciali sono che hanno donato, oggi noi stiamo solo a andare a fare il gol finale, ma l'azione è stata vostra. Alex Boa fuma sempre. Ma l'avete riconosciuto Federica, Alex la Bo? fidanzata. Isabella. Federica ha detto. Oggi mi stavo ricordando un episodio. Ecco. Non lo so. Ma ricordate quando Alex Boa si appiccicava in finale con Mr. DMD di Sarabanda o piglia a parolo, ma poi io l'ho conosciuto Alex Boa che è un bonaccione, guardatelo, io non ci posso pensare che la cosa appiccica con Mr. DMD. Chiedi scusa a Mr. DMD, chiedi scusa. Un bacio. Chiedo ufficialmente un bacio. scusa a Mr. DMD. Un bacio. Ero preso dal sarabandismo. Le già è bello Mr. DMD. Mr. DMD. Allora, no, togliamo questo spettacolo indegno che è Alex Boa. Scusa, mi do una domanda. Si sa come fai a stare con Alex Boa? Che ha un bel carattere, insomma, questo è. Tutto sulla simpatia, Continua a chiamarla Isabella. l'hai copiata questa, non vale. L'ha copiata. Isabella che si chiama Federica, insomma. Allora, Alex Boa, ci hai onorato di venire con noi. Allora, devo dire questa cosa, Alex Boa, io gli ho detto l'altro volta vieni con noi. Alex Boa potevi pure dire sì, no, ta. Invece, no. Infatti, Infatti come è venuto a piacere forza fino a Pensate, è venuto anche a piedi fuori a McDonald's e siamo andati a prendere con la macchina, con la sua fidanzata, si è messa a disposizione, ma io già sapevo che era un mito Alex Boa, ma me lo conferma sempre più. È il popolo napoletano. Mi porterà in alto. Dove? Grazie popolo napoletano. In TV, no in alti. In TV. A Televulla, lo porteremo. In Serie A, mi porterà a esordire in Serie A. Perciò ragazzi, Alex Boa dobbiamo portarlo in TV. Noi popolo napoletano lo dobbiamo portare in TV. Ah, ma si può fare pure così. Aspettate, fatemi inquadrare. Metti il dito. Fatemi parlare il mito Formicola. Il nostro manager, uno degli artefici di questa. Ciao ragazzi, no, è sempre solo merito vostro. Non è vero, perché Formicola con me a Gianturco e mezza cinesi domina, si fa rispettare da tutte le cosche clandestine cinesi per cercare i prezzi migliori, amici miei. Questi aristocratici che escono dal San Caldo, ma gli vogliamo dire qualcosa? Ma ne dammo proprio a rest. Leggi un po' Maradona, vedi? Bavoni, se avete bisogno con l'associazione di spammare qualche evento potete farlo anche sul gruppo di un movimento su Facebook dove sono amministratore, si chiama Vanto, sono 8000 utenti, non so se può servirvi. Grazie Maradona. Mettiamo anche in contatto con Salvatore perché una bella. Ragazzi, faccio vedere uno spettacolo, scusatemi. Attenzione, Formicola è pronto col suo culone. Attenzione Formicola. Subito Elena Cove. Allora, Francesco Gargiulo alias Maradona. Voglio rileggere un attimo il tuo commento. Qualche evento potete farlo anche sul gruppo di un movimento Facebook dove sono amministratore, si chiama Vanto, sono 8000 utenti, non so se può servirvi. Mandami il link, così me lo leggo con calma, insomma. Allora, a Sandrino Di Costanzo, Formicola rispettato da tutte le etnie. Il nostro Formicola, il nostro Formicola che va a trattare con tutti quanti. Claudio 58, chi ti è morto? Tu è che la puttana, mamma ti bloccato ma su chi ti è morto, mamma me la da spammare. Marica Danni, che è stata. Marica Danni, ti ricordi chi è stata Marica Danni? Allora, praticamente. Ragazzi. È stata Marica Danni a dare questa idea delle calze. Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, insomma. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Grazie Marica Danni. Nicola fa le foto con i calciatori.
Alessandra Pisano, vi metterete a parlare un po' con la gente, alcune hanno storie pazzesche. Secondo me sì, perché stasera abbiamo più tempo, non abbiamo, la tavola teniamo 11 copette, ne hanno tantissime, stasera 67, c'è un po' più tempo. Velocemente, anche perché già solo qua ce ne sono parecchi di senza tutto. Ottimo, ottimo. Parecchi. Ottimo. Allora, Fabiana è morta, intanto condoglianze a Fabiana. Ci sta? Perché la mia idea di farti aprire un canale su YouTube? La mia... Dice mi illumina la mia idea di farti aprire un canale su YouTube. Ma fate, Frank Cannella già ce l'ha un canale su YouTube, solo che voi non vi iscrivete perché poi prendere un coppa a chi lui facciamo i retil. Non so perché avete problemi con le dita voi. Ma so che è venuto Capodanno e ha sparate le botte e vi sono zumbate i denti, però. Allora, Formicola c'è, eccolo qua, che intanto si sbaciucchia con Marti. Attenzione, bacio incredibile, attenzione. Ancora loro, Formicola. Questi due ragazzi che vengono 2 volte alla settimana a fare beneficenza, amici miei, sono andati giovedì e anche domenica. Siamo pronti? Possiamo andare. Allora, i pasti ci sono. Vai. I grandi... No. No, ci sto io, dai, posso fare io. Azza è nato un amore. amore Laura De Gregori, chi lo stanno a 20 anni insieme? Guardate che servizio ci hanno fatto. Allora, sempre Enzo del bar, guardate qua, guardate che servizio. Le posate messe nelle bustine di plastica. I cucciai per la pasta e patate. Tutti a mangiare in questo ristorante la prossima volta, mi raccomando. No, vabbè, è un ristorante che veramente ci ha fatto una cortesia enorme, insomma. Sì, sono caldi. Cadello e partiamo. Aspettiamo Cadellino Facciamo vedere e le siamo buste. pronti. Guarda qua, va. Guardate. Ci fai vedere guarda quanta cazzetta, va giù. Siamo colmi di roba. Questa è la roba che avete donato voi. Applausi in chat. Allora ricordiamo guanti, scaldacollo, acqua, dolcetti e la pasta e patate che sta nella cartone che c'è Antonio. Applausi in chat. Applausi in chat. Eccolo qua. Intanto si fumano gli spinelli, peccato perché sono tutti bravi ragazzi, però fumano un po' gli spinelli insieme a Boa che ha messo questa cosa. Il popolo napoletano, Boa. Faccia bene, dagli tempo al popolo napoletano. Applausi in chat, applausi per Catello, subito si prende gli applausi, chitarra per Catello. Sto con Cato. Partiamo ragazzi, siamo pronti, come on, let's go. Ce la fai, Andò? Guardate scuola all'eroe. Guardate Annella, se buca a bus si chiama Maronna, Ragazzi, queste calze le state donando voi, noi siamo solo le mani. Oh no, Cate, una frase tua. Speriamo di fare del bene, persone che meritano. Allora, ci siamo. La prima calza ci pensa Frank Cannella. Ci stanno. Aspettiamo, ne apriamo. Salve. La piccola calza della Befana con un po' di 4 cioccolatini, guanti, scaldacollo E basta. e un bello piatto di pasta e patate. Ci sta? Tu mangiare roba domani? È caldo, Però è capo, non fa fritto. Non è formicola, non è formicola. Non è formicola. Sì, Facciamo il giro e poi ritorniamo. Ok. Perché sono ragazzi pure qua. Ok. No, oggi facciamo il calze, abbiamo fatto delle calze con un piatto. Dolcetto, scatapollo, vari guanti, Posso dire una cosa, io abito qua, vi potete dire di non lasciare tutto lo sport per terra, perché... Non vi preoccupate, Perché, anche perché Ok. sono accudi loro. Ok, non me lo dico. Non vi preoccupate, Ci siamo? vai, ci siamo. E come no? Una calza bella, come ti chiami? Limal. Ottimo. Da dove vieni? Limal, da dove vieni? Grazie. Pasta e patate, ti piace? Pure pasta e patate. A te, buona Befana. Stiamo consegnando. La calza, aspetta, l'imam. La calza, la vuoi? La calza.
Questo ci sta, scaldacollo, Ok. ci stanno i guanti, Ah, sì, sì, cioccolatini, sì. Ah, piace? sì, sì, sì. Ringrazia loro. Grazie. A loro, a voi. Ciao. Ciao bello, buona fortuna. Tanto buono. Stanno i guanti, sì, ci sta. Bravo, c'è una di guanti. C'è una di guanti fucsia. Ti piacciono fucsia? A posto. Ah, il bonire! E mo te dammi, vieni qua. Avrà ragione, c'è una di guanti fucsia, avrà ragione. Riesci a staccare che avvicini? Posso pigliare una cassetta? Aspetta, fai una... No, chi c'ha la roba. Aspetta, mo ci facciamo subito, avrà ragione, c'è una di cassette. Allora, chi è il pazzo a mezze maniche? Teresa Corvino, no, è un ragazzo che sta sempre qua in realtà, non mi ricordo il nome, però è un guaglione che sta sempre qua. Imal si chiama quel signore. Daniela Vertullo, non ti preoccupare, Dio benedice voi che avete donato queste cose, voglio. Sono belle iniziative che stiamo facendo. Continuiamo? Sami sono giubbino. In da diretta stiamo dicendo che si va a mezza manica e tu mi cazzo fai sta a mezza manica. Sì, si può avere un giubbino. Però mo, questo qua già giovedì. Sì. Giovedì. Vediamo con Salvatore, si tenete cocco bello giubbino, come ti chiami? Grazie, Come... Diego. Diego? Sì. A posto, vediamo giovedì con Salvatore, se qualcuno tiene un bello giubbino ce lo portiamo giovedì. Grazie. Ciao Diego. Sera. Vai Frank, siamo carichi, dai stasera ragazzi, siamo carichi. Le vostre calze. Guardate che lo scatolone che stanno portando i santi uomini di Alex Boa e Antonio Scola, quei santi uomini. Pesa, guagliù. Pesa molto. Ah, ok. Elena alle posate, Boa e Scola ai piatti. Le Ce l'ha Elena. Bello piatto pasta e patate, scaldacollo. Ciao. A posto. No, stai rumendo chi si sta finendo. Vabbè. Stai rumendo chi l'ha finita, Maradona, grazie anche a te che hai donato, e io ricordo che hai donato. Ci siamo? Dio mi sta aiutando. Meno male. Devi ringraziare loro, veramente. A parte questi ragazzi che sono... No, ringrazio a tutti quanti. Ringrazio a loro, ringrazio a voi, ringrazio quelli che ci dà una mano da parte mia, con l'altro, indipendente, e ringrazio pure a Dio che mi sta aiutando. Come ti chiami? Io mi chiamo Peppe. Peppe? Ciao Peppe. Veramente lo dico con tutti i cuori. Perché io spero che tra una settimana mi trovate qua così. Mi trovate che lavoro, mi metto a trovare una bella pizzeria. Oh, spero, che faccio? Che lavoro faccio? Io faccio pizzaiolo. Pizzaiolo? Puta a casa c'è sta qualcuno, fa una... Va. No, Perché non si può mai sapere? No, ma a me mi piace ne fai pubblicità. No, pubblicità, facevo pizzaiolo. Io faccio pizzaiolo, Dio mi benedice, si riesce al lavoro, riesce, non riesce, sempre vai a fare pizzaiolo. Ieri sono andato a lavorare, ho buscato 50 euro, dico la sincera verità, ho preso pensiero a una figlia, un'altra figlia, e 10 euro ce l'ho dato a mio nipote. Ho fatto la più bella occupante che dovevo per te, però a me Gesù Cristo mi aiuta. Il problema non c'è. E capace qualcuno di loro teme, qualche pizzeria e ti può fare di una mano, perciò sto inquadramento no, sto non ti dicendo. preoccupare, a me Gesù Cristo mi aiuta, non ti preoccupare. Mi aiuta sinceramente, mi aiuta, perché io ci credo. Io vi ringrazio a tutti quanti. Vi ringrazio a voi che siete cattolici, vi ringrazio pure a quelli che siete evangelici. A tutti quanti. Sinceramente, che come posso vedere onestamente, i testimoni c'eri ci fa molto. Non dici perché si sa qualcuno adesso. No, dico la verità perché non fanno del bene. Beh, va. E ne dico Non ti la sincera, preoccupare. perché la L'importante è verità. che ci sia qualcuno Ciao, che lo fa. Okay. Io sono là, vedi, sembra l'angolino mi metto là. Ok. Ciao, ragazzi. Ciao Peppe, grazie a te, grazie a te. Ci hai dato questo. Ringrazio i ragazzi che veramente sono loro che stanno in diretta, hanno donato queste cose e abbiamo potuto organizzare Ci questa. faccio tanti auguri, speriamo che l'anno nuovo sarà ancora meglio e Dio ancora benedice e fa sempre del bene per tutti voi. Ma di dove siete voi? Vabbè, pianura un po', portici, San Giorgio a Cremano. Pianura ci sta un prete, mi pare.
Un prete calabrese mi porta. E non lo so, io di carità non ci vado quasi mai a chiesa, sono uno No, ma comunque da bravissimo. Poi grazie comunque, gentilissimo. Ciao bello! Continua la distribuzione, però preferiscono non farsi vedere, ragazzi, che dormono Facciamo la qua. ditta Quindi Salvatore. Ok. Ok, allora leggiamo due commenti, vai. Andiamo di là, andiamo. Allora, Daniela Vertulo, sempre i buoni soffrono, non c'è niente da fare, vabbè, voglio, sì, lo so. Io ci ho provato a inquadrare il signore, perché non si può mai sapere che qualcuno è venuto in una pizzeria, un cazzo, che ne sai, voglio, quei 129 persone, voglio dire, magari acchiappa a qualcuno che può dare una mano. Intanto continuiamo a distribuire e non inquadriamo le persone, perché non tutti sono fa inquadrare, quindi io rimango sempre un po' più così, a volte quando me lo chiedono non inquadro. Si può parlare, non ci stanno problemi, uno si mette a fare una chiacchiera che pure è una cosa buona, insomma, dai. Grande Mafia, grande Teresa Corvino, grazie a te, grazie Daniela Vertulo, Francesco Tizzano che ha donato l'altra volta, ma tu quante voglio, insomma. Queste sono vostre, queste donazioni, noi le stiamo solo consegnando, credetemi, e con grande piacere, voglio, perché veramente è un orgoglio. Sta a posto, Andò? Elena, ci siamo? Una canzone? Tu fai sempre canzone, te poi dove fai canzone? Buddy Spencer e Terence Hill. Ma Buddy Spencer, ho visto il chat, Buddy Spencer. Tu fai sempre canzone, lo fa. Grazie a voi. Mangiate che è calda, vai. È calda, buon appetito. Buon appetito, mangiate la casetta. Mangi il patà. Ciao, voglio. Ciao ragazzi. Buon appetito. Dai, un la sigaretta, spiega. Io non fumo, Cadello non fumo. Sta bello? Ci siamo? Ci siamo, vai, i piatti sono ancora qua, sono ancora tanti. Quante ne abbiamo consegnate? Le calze sono ancora tante. Una decina? Come stai Nando? È pesante, si smaltirà, si smaltirà. Non ci perdiamo d'animo. Della Befana. La Befana Martina. Basta, grazie. Ciao bello. Posso avere? Facciamo nada chi sto. Sì, però non è chi sta un'altra. No, quando chiedono tante perché poi a finire. No, oggi no, solo calze, mi dispiace, giovedì prossimo, giovedì veniamo qualche vestito, ok? Ciao ragazzi. Vedete, a volte ci chiedono, mo un quadro un attimo, scusate, a volte ci chiedono dei vestiti, no a volte, sempre ci chiedono dei vestiti, scarpe. Chi vuole donare vestiti? Sì, chi vuole donare vestiti, cose varie. Guardate Ci la sta pagina l'associazione. di Carol. Brava, la pagina del sorriso di Carol, se è liberato me la rispamma, vi mettete d'accordo con Salvatore se viene a fine a casa. Scusate se lo ripeto sempre, tutti potete farci in diretta, perché no, è adesso fate. Ecco qua, ve la sta spammando liberato. Voglio veramente, sempre bisogno di sciarpe, capelli di vestiti, giubbini, coperte se ne avete, perché voglio, pure con la tavola l'hanno donato, però a volte cambiano le persone, non sono mai sempre le stesse, quindi sta sempre bisogno. Maestro? Sono veramente Ci volevano. Lo scaldacollo mi devi credere, ce l'ho pure io questo qua. Come l'ho messo? È già pronto. Chi si può mettere come cappello e come scaldacollo? E tu posso dire, io tutta la roba che Dio mi benedice, io me lo metto, non lo butto come fanno l'altro, dico proprio al sincero. Fai bene, Perché non perché mi Grillo e piace. Guagliuno veramente l'hanno fatto col cuore. Ma che lo cazzo, ma che la gente, se non lo voglio dico no, non mi piace. Però perché devo dire no? Ciao, ti ringrazio bello. di vero cuore. Grazie pure a Poi te. ti faccio sapere a che fa, tanto. Vabbè, giovedì stiamo andando. No, ma poi vi faccio sapere la pizzeria dove. Io l'ho Poi sa detto in come diretta, non si può mai sapere. Poi sai come facciamo? Guarda, se vado a lavorare, Eh. non dico la sincera verità, mi stai registrando, eh? No, sto facendo la diretta, stiamo in No, diretta. comunque se vado a lavorare poi mi organizzo a cattura una sacchetta farina. No, e una volta che giovedì vi faccio pizzeria da tutti quanti, vi offro io. Una volta che Me lo auguro. non ho avuto niente, non ho avuto mese, però vi invito Me lo auguro, me lo auguro. Faccio la roba, cattura tutta la roba, vedete, tanto hai capito, non capisco così. Stiamo sempre a giovani nostri, i Guagliuno stanno Noi sempre così. diciamo, io la mattina lo faccio, e poi la sera venuto a piedi, ci date tutti quelli. Con giovani io me lo auguro che lo organizziamo. No, ho organizzato. Peppe, ti chiamo. Ma lo faccio perché veramente ci ho passato. Lo so, ma devi casi un rigore, devi casi un rigore. Ok. Ciao ragazzi, Ciao, di nuovo, Peppe. grazie. Ciao. Vai.
Infatti stiamo pensando che tu, oltre a tutto quello che fai, sei riuscito a raggruppare 3 ragazzi rossi che sono più lo dico sempre, quello è il mio vanto, quello è il mio vanto più grande, Catello, i Red Brothers, voglio dire. Non so come hai fatto, ma l'hai fatto, rispecchiati. I disadaggiati, insomma, come me, i disadagiati, i disadattati come me, sono tutti qua. I paraplegici, tutti qua, abbiamo tutti. I malatielli. I malatielli. Allora, Laura De Gregorio, la saluto di nuovo. Scusate se non riesco a leggere i commenti. Grazie Fabiana Speranza, questi cuori sono per te, Elena, non è questi cuori. Date a frengarnello come sta carico, come mi piace su prevede, su si prevede. Laggimi se non mi si prevede, laggimi. Ma non c'è nessuno, no? Non c'è nessuno, vai. Quella parte. Hai un nuovo nome di Frank. La mente è sempre lui, il formico ha la mente, il culo e la pancia. Allora, che succede? Vai, tutto a posto. Dritto, ci stanno qua, so cronato. Là non c'è nessuno perché se no chiudo. Sì, no, là no. Richiesta di latte e caffè, voglio, perché veramente, io ve lo ripeto, ve lo ribadisco, e ad a fare una spesa, accattate un caffè più, no, un caffè no, perché come so fanno, vabbè, una busta di latte in più, e ben venga, la donna dall'associazione, sarà appigliato tu, veramente facilissimo fare queste cose, insomma. Piace ringraziare Salvatore, se noi è la seconda, terza volta che facciamo una cosa del genere, perché se no non sarebbe potuta fare questa cosa qua. Allora, date a Catello preso con Boddao, date a Alex Boa. Date a Alex Boa. Allora, Doc, Fabrizio, spostati pure a via Monte Oliveto, anche lì hanno tanto bisogno. E Doc, vediamo se ce la facciamo. Vediamo se ce la facciamo a passare anche di là. Perché mo dopo dobbiamo andare alla, come si dice, a zona del a posto. Una foto. Come no? Grazie. Ciao, grazie a te, ciao. Allora, mi piace questa calza? Bella. Quanti? Cioccolata, quanti? Scaldacollo. Scaldacollo, cioccolata. Ci manca un po' di cioccolato, ci vuole un po' di cioccolato ogni tanto. Lui è cioccolato, così lo chiamano a lui, è proprio cioccolato. Antonio ha detto cioccolato. Ci siamo? Vai. Facciamola anche. Ciao. Facciamola anche. Ciao ragazzi, buona Befana. Ciao. Buona Befana. Come vi chiamate? Aniello? Marek, come il nostro capitano. Come il nostro capitano. Grande, e sei pure tu della Repubblica Ceca? Slovacco, che è slovacco? Ah, grande Amasi. Bello. Ciao Marek. Ciao Aniello. Come no? Da posto, vai giù. Come state? Tutto a posto. Vai, ciao. Aspettate un attimo, ci facciamo una foto che va giù. Aspetta, volo. In diretta, stiamo pure in diretta. Via, Forza Napoli, ragazzi, Forza Napoli, grande Fabrizio. Faccio pure la foto a Guaglione che stava facendo una foto, ma era giusto, no? Stanno bene. Posto? Ciao ragazzi, ciao, buona serata pure a voi. Io per Lucia Cuccurullo. Cuccurullo, come stai Lucia Cuccurullo? Ciao ragazzi. Vai. Ci siamo, andiamo. No, perché stavano in Asciatica giustamente a Boa e a Catello, ma questi sono due ragazzi forti e ce la faranno. I rossi sono più forti, si dice, Catello, è vero? Sta alzando da solo, io sto solo. Sta facendo a bere. Ma Isabella che sta facendo? A tutto che Isabella che sta facendo? A freddo Isabella. Scaffiamo. Chiuderei le sigarette. A chiudere le sigarette mi sa. Mi sa il suo boa. Ognuno fa il suo. Allora, chi è qua? Allora, ui, attenzione, Catello, tacco incredibile! Incredibile! Numero di Catello, subito contratto per Catello! No, che sta nessuno, vai giù, che sta nessuno, vai giù, no! No, che cazzo mettono per questo McDonald's? Chiediamo a Formicola. Aspetta, sì. Alessandra Pisano, la tua fidanzata, guarda che dici, aspetta, poi te la inquadro. Sì. Quando si nutre con il cuore niente pesa, assolutamente. E per questo sono qui. E anche lei c'è dal Venezuela.
fosse che ha stata qui sarebbe donato. venuta con noi. Alessandra Pisani ha donato l'altra volta 2 calze, se non sbaglio, 1, 2, non lo Sì, so, comunque dal insieme, Venezuela, sì. la fidanzata di Catello Fresa, mi è rimasto impresso, mi è rimasto. Pensate un po' alla potenza di internet. Allora fammi, che facciamo? Ragazzi, vediamo la zona della Galleria Umberto, vediamo ancora se riusciamo a distribuire altre calze e altri pasti. Dopodiché penso Molo che Beverello. vediamo il Molo Beverello, vediamo Adesso qua glieli lasciamo, Eh, due ragazzi che che dormono dormono sempre qua, il giovedì, Sì. li lasciamo postazione. dietro alla loro postazione. Ok. Oramai Scola è diventato un esperto, è diventato il nostro Antonio Scola. Oh, che è successo? Spariamo. Fa che passa e parana, che te? Chi è Martini che mio Martina! resistente. Vengono qua, c'è Martina. Ostruzionismo di Martini. Ostruzionismo di Attenzione, Martini. amici, attenzione. Qua glielo lasciamo a questo signore che dorme qui, purtroppo. E ci lasciamo una bella casetta a sorpresa. Ah, ci sta, ci sta. Ah, ci sta il signore, andò. Ragazzi, abbiamo portato dei retti passati e le calze per la befana. Posate? Non ti preoccupare, mo i cartoni. Aspetta, un altro, sono due. Sono due. Grazie a te, non ti preoccupare, buona befana. Accorda i cartoni, se no sono male. Infatti, ciao ragazzi. Ciao bello, buona befana. Tengannella. Pensi che qui abbiamo finito, eh? Sì, qua questi sono zone. Qua abbiamo Molo Beverello. Andiamo dopo. Molo Beverello. Sì. E dove sta il manager Formicola? Mossa di mercato. Formicola! Scusami, Formicola, ma Catello ha fatto un colpo di tacco mentre portava la pasta e patate. visto, qua Contratto- ci scappa un triennale, secondo me qua ci scappa un triennale. Triennale per Catello dalla nocerina lo preleviamo. Tratteremo sull'ingaggio. Sì, ma è andato in Venezuela ad accordarsi con Caracas, Real Caracas. Abbiamo l'opzione. Vediamo se c'è almeno in prestito fino a fine stagione, lo voglio. A posto, Catello? Vincolato. Ok. Con diritto di rischio. Se Alessandra Pisano è d'accordo, che dobbiamo fare? No, non mi puoi dare. Dobbiamo riempire la busta perché con la scatola è più scomodo. Allora mo riempiamo la Più busta, comoda vai. la- Buscatela è scomodo, mi rendo conto. Ma pure chi su qua è scomodo, però. Camerata su signor. Ah, no. Ma da la pasta. No, volevo dire, voleva fare un po' di latte e caffè. Vabbè. Allora ragazzi, che è successo qua? Salvatore Scippan tranquillo. Grazie di cuore, vi ringrazio sempre, vi ringrazio pure io per questa serata perché se fosse stato per voi non si sarebbe potuta fare, insomma. Quindi mo ce ne andiamo al Molo Beverello, 15esima in tendenza siamo, vabbè non fa niente, voglio se pure mettere mi piace in tendenza, magari qualcuno vero dice faccio pure i coglioni, qualche youtubers. Attenzione, si stava accappottando. Tanto Formicola stava cadendo, attenzione. Attenzione a Formicola. Ciao Rimana. Che si è coperto che la là. Che la là. A lui no mi sembra. A lui no, vai, ragazzi. Altra calza. La pasta l'hai avuta? Scaldacol, guanti, cioccolata, acqua. I piatti pasta e patate? A posto. Ciao ragazzi. A posto. Una bella foto, vai. Hai fatto a posto? Non ce la devi mangiare ragazzi. Devi mangiare ragazzi. La casa per tutti. Devi mangiare ragazzi. Qua sta sai di quello che è qua. Sta che è. Allora. Allora, Formicola resta con noi, sì, Formicola sta sempre qua, non vi preoccupate. Francesco Tizzano, grazie sempre dalla Francia, Francesco ci scrivi, tornate a casa, Francesco tutto a posto? Ma il mio capsulone dov'è? Daniela Vertullo? Non lo so, starà faticando in sofferenza, se non c'è in diretta significa che sta lavorando, insomma.
Allora, siamo pronti ad andare al Molo Beverello? Stiamo un attimo vedendo, poi ce ne manca una questa. Sì? Un attimo che consegniamo l'ultima calza qui e ciniamo. Che dici tu? Ah, qui ci stanno anche altre brave persone che stanno facendo... Chi non ha mangiato? Ciao! Ciao ragazzi! Come vi chiamate? Vi facciamo... Siamo dell'esercito della salvezza. Esercito della Salvezza, eccoli qua, un nome che già dice tanto. Grazie per quello che fate. Niente, grazie. Buonasera. Poi guardate che brave persone, guardate che brave persone. Signora, come vi chiamate? Gloria a Dio, Antonella. Ah, facciamo gloria a Dio, vi chiamo. No, io do la gloria a Dio se siamo brave persone. Sì, voi Perché siete Dio brave ci persone. mette questo amore nel cuore. E voi siete brave persone, si vede. Grazie per quello che fate. Grazie mille. Poi ci stanno tanti brave persone. Non solo Formicola è una brava persona, Formicola credi di essere l'unico ad essere una brava persona, Formicola? Sono il peggiore, sono il peggiore. Sei solo un manager Sono il che peggiore, prende i voglio- talenti e li bruci nelle squadre. Ci sono anche altre brave persone che hanno le associazioni Come e fanno siamo? Come no, vai. Continuiamo? Sì. Sì, Frank. Sì, ragazzi, la prima ondata di gusto è quasi... Vabbè, ci stanno ancora ma ne dobbiamo riempire. Va bene. Facciamo il pieno. Tanto i fan di Fabrizio in quadra. Ciao ragazzi, buona serata. Ci siamo. Anna Mari, siete esemplari? Siete esemplari, siamo esemplari. Ma che se ne niente, voglio, si possono fare anche cose più grandi, insomma, le faremo. Andiamo? Che qua abbiamo finito. Ok, Molo Beverello, ci siamo, Formi? Sabato. Andiamo a Molo Beverello, Manni 92, grandissimo. Gloria Guida Antonio Ottaiano a teatro sciatato con Guaglione Malavita. Perché ci esiste chi si chiama Gloria Guida. Ah, aspetta, c'è qualcuno che non ha avuto la calza. Gliela diamo subito. Cioccolatini. Anto, ti lasciamo? Il piatto ce l'abbiamo dato? La pasta ce l'ho. Sì. Come ti chiami tu, guarda che simpatica? Come ti chiami? Non ti chiami? Milton! 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 Un ballerino, come il ballerino Milton. Vai, buon appetito. Puoi ringraziare i ragazzi, puoi ringraziare, dici grazie che loro te l'hanno dato. Ancora bene. Bravo. Grande Dio è Milton. grande. Sì, Vero? è vero. Il mondo Dio è grande. Sì. Tu noi aiutare. Grazie mille. Grazie a loro. Addio. Addio, e loro sono Dio, noi siamo bene? Sì, È va stata bene. bene? Va bene. Ciao Milton, buon appetito, mangiate che è ancora caldo. Bravo. Cominciate, la bottiglia d'acqua. Ce l'ha, mangiare ce l'hai. Ci sta? Buonata, non c'è niente da Come? Dimmi una bottiglia. Dimmi giù, ci sta, vuoi un'altra acqua? Grazie mille. Vai. Sempre grazie Ciao, mille. Grazie a te Milton, un bacione. Ciao Milton. Allora, ci siamo, dai. Completo? Ok, Molo Beverello. Quanti casette abbiamo dato secondo te? Tu? Tante calze abbiamo dato 20, una ventina. Sì, penso di sì. Ci vediamo un po' fuori. Ancora una casetta, ma niente casette! Ciamarallate si mangia, tu l'hai avuto già! Ciamarallate! Giovani ti faccio fare un bello... Com'è sto piatto? Boh! Ma che andate pure di piatto, Andrea! Camarata, finisce, poi non l'hai... La lungatte due casette, andate in c'è lunga, no! No, perché se non c'è lunga, no, non voglio fuoco attivo, però... A finire che rimane senza casetta, no. Ma abbiamo dato tipo di... No, ma no per qualcosa, però se no c'è mai una casetta, rimane qualcuno senza la casetta, no. Ci siamo? Ok. Vai a scuola, stai sempre a fumare, stai sempre da riffamare, scuola. No, dal naso lo devi prendere. Fai vedere se hai qualche polpetta. No, è il naso pulito. È il naso pulito a scuola. Poi ti piglia a te, che tu fai una via e metti in mano in faccia. Ah. Ma vogliamo fare un'intervista alla fidanzata di Antonio Scola ancora una volta che non sta facendo niente? Di Antonio Scola, scusami, del popolo napoletano che ci porta. Questa ragazza è venuta qui senza. Hai detto proprio non voglio fare niente. Non è vero, siamo noi che non stiamo facendo fare niente, ma soltanto la sua compagnia, il fatto di aver accompagnato un personaggio come Boa, a noi ci. Leggi due commenti, va.
Lei non sa leggere, però ci proverà. Ciao Isabella. Ciao Isabella, vedi? Ma non si chiama Isabella, so io che la chiamo Isabella, si chiama... Federica. Quindi Isabella, quanti anni ha? 18. 18. Da dove vieni? Bagnoli. Bagnoli. Alex Boa come nel privato, vogliamo saperlo come nel privato. Così come lo vediamo oppure è diverso? No, è così. È così? Sì, è limpido. È limpido, è chiaro, è un bravo ragazzo. Anche lei è una brava ragazza. Allora, ciao Federico, vedi, stanno salutando. Ciao Federico, ciao Isabella, ciao... Oh. Ancora sta casetta! Ciao le uda Sono casetta! 3. No, la prima. Ma fa incazzare! Tu la puoi avere la casetta, tu la puoi avere, tu la puoi avere. Brava moglie. Eccola qua, diamoci la calza allora io. Chi ne so piatti e cazzetto, un bagno tu, ehi. E tronco pure un grande piatto di pasta e patane, vai. Ma una cosa alla volta, una cosa alla volta. Questo amore. Buonasera signora. Vediamo ancora qui. La busta non è dream, mi dispiace, la busta non ce l'abbiamo. Però vi diamo questi due bei piatti. Il primo ce l'ha signore, piazza e pasta e patate. Ciambrate e mo signore ce l'ha. Ecco qua. Ancora caldo signore. Ok, per la signora Rosa. Grazie. Posate per il signore. Vai col tango, buona befana. Appetito e auguri. Grazie. Sono la parola. È una parola, vado a mettere nel bus, se no va. No, questi qua ci servono per a mettere altre calze. mi dispiace, la prossima volta buttiamo il bus. Allora, Crecca, quello che vuole la calza fa sempre così assai simpatico, gli porto i vestiti, il giubbotto era il mio. Ah, veramente? Doc Doc, no, è simpaticone, però capite, se ci diamo due casette a is, uno rimane senza casetta. C'ha l'uomo accoccorunato, questa è la cosa, altrimenti si vede che è simpatico, si vede che è simpatico. Allora stiamo aspettando, intanto la macchina che l'abbiamo fatta parcheggiare un po' più... Cazzo viene vigile, guarda, un po' di questo zone. No, stanno perseguitando La polizia. le forze dell'ordine. Bravissimo, perché la macchina... Da San Giorgio. Grazie a voi, auguri e buona serata. Guarda, pure la polizia è stata là, che stanno perseguitando oggi le forze Sì, dell'ordine. le forze dell'ordine ti porteranno in tv, in galera ti porteranno. Qua dobbiamo aggiungere l'acqua. Come è asciutta questa casetta? Perché è asciutta così questa casetta? No, Abbiamo dato una bottiglia d'acqua extra a un ragazzo. Ma c'è steve però l'acqua extra. Lo so, ma la riprendiamo. Ok, noi ricomponiamo una calza così. E poi si è finito. Allora, ci siamo qua. Ecco la funzione di Isabella. La funzione di Isabella è rollare le sigarette. Uditrice ufficiale. Allora, passo la linea a Frank Annella, me la faccio pure una bella sigaretta. Vai Frank, tutta tua, vai. Ciao ragazzi. Allora, chi è? Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, come stai? Sono Alex Bono, c'è il lunetta apposta. Allora, come sta Check, andando? check, Chi ci leggi, sta? leggi, Chi ci leggi. sta? Le forze dell'ordine sono un governo. Effettivamente il governo come ci sta ostacolando. Francesco Barone, grandi ragazzi, grandi a voi. Devi chiamare. Facciamo un pezzo, ce l'ho la chitarra ragazzi, poi dopo facciamo un pezzo tutti insieme. E sa pure l'esercito. Ma poi tanto un polizia. Scuola, questo accendino è buono però. Eh. Accendino di scuola è buono. Accendino di scuola. Vinni 01, ciao. Accendino di scuola, è buono per accendino di scuola. Tipo Carenne. Che salvataggi stasera. Che dite? Che salvataggi. Stiamo aspettando i ragazzi che arrivano con le macchine per fare la seconda tappa e andiamo diretta, andiamo verso il molo. Ci se voglio fare diretta, ma che non se famo catena, Frank. Ciao Frank, come stai? Giuseppe Iacono, tutto bene, grazie. Sì ragazzi, Frank vuole leggere l'ora di No, perché ne posso quando stai in diretta, Frank? Perché ne posso? Poi fare un po' buco, ma Frank non sa papà, ma la diretta, ma dai, la fa sugli scherzi. Allora. Troppo fanno pezzi a piacere, Manni 92. Facci la sigla delle capre. Già fatto la volta. Ecco, dove andiamo ora? Vai, facci. Allora, adesso andiamo al molo. Yes. Siamo d'accordo tutti, andiamo al molo. E praticamente. D'accordo solo lui. E se fossimo d'accordo, Frank, ma se volessi dare davanti. Davanti, Ma capito? capisci? Ma lui sta prendendo lezioni di karate. Pure, amo, quattro. Normale.
Allora, Liberato sta spammando di nuovo la pagina del Sorriso di Carol. Sorriso di Carol. Ricordiamo che chi vuole scendere con l'associazione con noi giovedì alle 8:30. alle 8:30 Piazzale Tecchio, diciamo. Andiamo È il- Mergellina. Ah, pure Mergellino dovremmo vedere se c'è qualcuno. Vogliamo Ringraziamo i donatori di i donatori e ringraziamo anche giovedì sera. Enzo Muguripe Sì. a via Galileo Ferraris che ha preparato la pasta e patate per stasera, si è occupato lui e il suo staff, quindi se vi trovate a mangiare in zona, la zona di Gianturco a via Ferraris, tavola calda, bar, potete mangiare lì, è un amico, una bravissima persona e sono tutti ragazzi, sono degli amici, va bene? 20:30, sì, più o meno quella all'orario del giovedì sera. Facciamo il solito giro, quindi Mergellina, Piazzale Tecchio, Galleria Umberto, a seconda degli orari e a seconda poi dell'affluenza delle persone che ci sono, che hanno bisogno. La maggior parte sono qui alla galleria, come avete visto, e sono solo qui una quindicina, una ventina che comunque acquidiamo la busta con... Cipolla, francannello, magari. Stanno cucinando qualcosa con le cipolle. Giusto, Cipollozzi. Elena? Cipollozzi. Cipollozzi. Siamo anche un po' Simpson in questa videocamera. L'ho fritto, non so come facciano a stare in mezzo alla strada, non ho idea. Era proprio fritto. E quindi con Fabrizio Ragazzi, parliamo delle ragazzi buone proprio, ragazzi, torniamo alla conduzione, la Fregate del Sarubed. Allora, Fregate, dovete sapere che stamattina dove è andato? Frank, dove sei andato? Stamattina mi sono svegliato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Allora, Frank Candela, dovete sapere, no, a parte scherzi, si è laureato, lo sapete che si è laureato, però sta prendendo i voti e quindi sta studiando. sono arrivati, Sono arrivati. Vai, continuiamo. Devo prendere prima le calze e Vai, le preparo. e le mettiamo già nella busta. Ascolta, ma chi sto memento? Io oggi mi stai andando vicino. Ci sono una cosa che sono andato a prendere l'auto, venuto un signore vicino a me, grazie, ma mi sono l'euro in coppa a mano. Ha detto andato, ma chi lo parcheggiatore a chi lo... E te le piace. Vabbè. Attenzione, scuola parcheggiatore, incredibile. Scuola bus. Scuola bus. Incredibile. Allora, andare in scuola con parcheggiatore, amici miei. Eppure me l'aspettavo più per formicola la cosa che No, sai perché? Perché ci fumate a Catello che stava lontano, allora faceva, Catello, ci fumate in macchina, L'acqua. Scuola parcheggiatore, incredibile. Formicola, che attimo mi aspettavo. quando mi servi? Vai. Allora ci siamo. Tipo per mestiere stava a steppare, vai giù. Allora che la che tesoro lo so, ci sono persone che conosco bene da molto tempo che fanno parte dell'associazione, parlo direttamente con Giulia. Ah sì, Giulia è una ragazza che fa parte dell'associazione. Il sorriso di Carol, con il suo padre Carmine Spina e sua madre che sono delle persone genuine e li saluto e li voglio bene. Allora, chi ha scritto Grande Metal Master, chi ci sta più, vi sto leggendo, le cose che fanno bene ad una città sociale e civiltà. Ma no, sono piccole iniziative che si voglio credetemi, sono veramente gocce nell'oceano. Eccola qua, è la calza che avevamo scappottato prima, l'abbiamo fatta di nuovo. Stai rinchiendo su qua, stai una nome, una trina, una chine grassa in cuore. Passo frenganello. Ragazzi, abbiamo ancora tanta roba, ve la faccio vedere. Abbiamo ancora tante calze che la nostra Martina e la nostra Elena Nonem stanno mettendo a posto. Guardate le donne, quanto sono funzionali queste donne. Mister DMD, il campione di Sarabanda. Ma facciamo un applauso a queste donne belle che ci abbiamo nelle nostre, eccole qua, Martina e Elena, lo facciamo un applauso. Parcheggiato, ma di dire, c'è prima buscacca fuori a vola. Bravo, ma grazie. Altro euro! Sfida parcheggiatore, vai, andata, giovedì, sfida parcheggiatore. Allora, c'è sta sfida parcheggiatura, andiamo. Guardate come sta bello il sucatello fregna. Guardate come stanno bella! Io mi sono fa fritta pasta Ho di scudo in bocca, stiamo fumando, fre. Allora ci siamo di nuovo in auto, amici miei. Località Maestro Annella ti saluta il mister DMD. Ciao mister DMD, sei un grande.
Padre Cannella ti batterebbe con la musica, non lo faccio giocare perché è moderatore, se no ti facessi pacca tanta, mi stai a me dia. Dice le si cazzo mi stai a me. No. Dice prima mi ha detto comunque mi stai a me di cazzo, hai te, ne? Sì, concordo. Per testimone anche Martina, eh? Sì, sì, Hai non è scopato. Vedi, comunque Fallo mi hai. bravi, sai fare il pallami, conferma Non pensare, sono solo degli impostori. su Zipreve dopo, io fo buonissimo su Zipreve, e poi sa roba terrore vaticane, vedi come fa imbroglio con samurai, insomma. Quadriamo i pilastri. Cagno di scorso, Frank, pilastri, sono dire mese e coscio pilastri, Frank. Quadriamo i pilastri. Sono dire mese e coscio, Il allora. Gambrinus del Bavone Cevone. Bavone Cevone, andiamo a prendere un caffè a Gambrinus, 7 euro, 8 euro, ma io gli ho dato 11 per la mazzetta, insomma. Allora, ricordiamo i personaggi della prima stagione, Bavone Cevone. Vogliamo mettere una bella canzone Una bella prima che andiamo noi a bere? fedelissimi, dai. Ecco questa, no, questa, quella di prima. Ma non sa se ti mette una canzone a buona. Questo è Bavone Cevone, vai. Vai, Bavone Cevone, vai. Tutti sulle mani, vai. Salutami con i Un po' di musica in questa serata, vai. Salutate con devozione il Bavone Cevone. Io quei quadri ci so fare, ho tanti soldi da buttare. Quando chiamo i venditori sembrano tutti agricoltori. Io un affare vorrei fare che non son cazzo di accocchiare. È vero? È vero. Questo Bavone che ci tiene. Ai tempi Robocop chiamai e nel culo lo pigliai, poi un altro contattai e il pensiero abbandonai. Tanti yacht, tanta ricchezza, prediligo l'accuratezza. Se tu mi vuoi chiamare, un'offerta devi fare, è vero? Bavone Cevone. È proprio un viccone. È proprio un flocione. Proprio un viccone. Questo era il Barone Cerrone, non la canzone che abbiamo fatto dopo il video, ma un pezzotto, diciamo pezzotto, la prima che compose il nostro grande Frank Cannella, insomma, quando facciamo i scherzi del... Saluto Tactic Killers, il grande Manni, Cerrone padre, chi è caffè? Fabz, direzione Molo Beverello, ragazzi. Ogni sera nella chat scriviamo come una bufera per dar voce a chi vuol posteggiare e chiavare. Vuole scherzare mandandoci numeri e noi moderiamo. Bravo, liberato. A ricordo. E noi moderiamo. Ma cosa sarebbero queste dirette senza questo? Motore, un grande, ciao ragazzi, bravi, ci vogliamo bene. Ciao Sasi, un abbraccio a te. Ciao Sasi. Questa è la parte importante. Banneremo chi gioca a Fortnite. Sembra che si inquadra tutta la faccia, ma lo so. Uccidi Annella per beneficenza la prossima uscita. Ci sta, voglio. Vai. Moderatori ogni sera nella chat scriviamo come una bufera per dar voce a chi vuol posteggiare e chiavare o vuole scherzare mandandoci numeri e noi moderiamo. Tutti insieme! Noi moderiamo. Ladies and gentlemen, un altro grande pezzo estivo del nostro... passa avanti perché... del nostro Frank Cannella. Una scuola DJ pericolosissimo. Elena, intanto che si vede la diretta, parole forti. I so pazzi. E stasera che donatura ma parana tu. Ragazzi, stiamo entrando nel tunnel, forse non si prende la linea, aspettate se cade la linea, vai. Bazza, Nata la diretta. Ragazzi, siamo nel tunnel, non so se questa canzone noi siamo Si è bloccato Frank Cannella. Si è bloccato sulla faccia del no, no. Ah no, si vede ancora sul telefono, è il telefono di Elena che... Andate, ecco così. di phone, la nostra Elena che si è accapputtata tutta, guardate qua, guardate lì. Allora Frank Cannella, passiamo al momento dello spot, vai. Hai un fastidioso prurito intimo? Cecilli.
Vagis e crema. Cecchino. Da MD, 1,99 € a partire da oggi, a partire da domani. A partire da oggi soltanto per domani. Si dice chili. Come si dice chilli? Chilli. No, veramente Vagis e crema. Ah, pure qua, voglio. Siamo arrivati a un altro punto dove ci sono. No, qua non sta c'è nessuno. nessuno. C'è nessuno. Attenzione. Forse più avanti c'è Vi facciamo vedere dove siamo. Eccolo qua, vi facciamo vedere dove siamo. Qua parcheggio Morelli, dove siamo andati l'altra volta, ci stavano 4-5 persone. Ce ne stanno. Pure ci stava, dai. Possiamo consegnare un set, dai. Un paio di piatti, un paio di calzetti al volo. Vai Frank, vai. Ce l'abbiamo dietro? Oramai la dobbiamo aprire veramente un'associazione delle dirette, dobbiamo fare. Oramai Frank e Martina e Antonio sono persone che già sanno, che già sono attive, guardate come sono veloci, guardate come sono efficaci. Elena Nonem. Piatti di pasta? Daniela, quando vuoi Daniela sarà un piacere. E non siamo soli, per la... Salve, buonasera. Come vi chiamate voi? Camaldoli. Camaldoli. Ah no, l'associazione, sei un'associazione. Ok, grazie. Siamo incontrati un sacco di associazioni. Noi siamo dei ragazzi, facciamo dei video. I ragazzi in diretta hanno donato le calze per. Ci fa piacere incontrare gente così però, Dei Camaldoli. Mi fa piacere. Abbiamo incontrato un'altra associazione, si chiama l'Esercito della Speranza. Della salvezza. Grazie. Ciao. Ciao bello. E voi da dove venite? Siamo un po' di pianure, di portici, di San Giorgio a Cremano, un po' i ragazzi delle dirette. No, facciamo delle dirette, ogni tanto facciamo delle cose, abbiamo fatto la calza della beneficenza e le stiamo dando easy. Prendete latte? Sì, mo andiamo. Un paio qua, no, di più. No, un altro. No, Non vicino perché sta dormendo. ci metto vicino, ce la mettiamo vicini. Ciao, grazie. Fortunatamente guardate quante abbiamo incontrato già 2 associazioni stasera che fanno sta cosa, quindi veramente aiuto, la gente che fa ci sta. Mi pare che sta una alla 3. Ah, non c'è. Bravo. Più avanti. Aspettate un attimo ragazzi. Ciao. Scaldacollo, guanti, piatti, pasta e patane, cioccolatini, sta tutte cose. Buona serata. Fratello, allora, sì, la prima volta che viene, Cate? Sì, la prima volta. La prima volta. Qualche giovedì No, insieme a qualche giovedì, Salvatore. No, gliel'ho detto anche io. No, ma infatti voglio venire. Ci sarà, Catello, non si tira mai indietro quest'uomo, ogni cosa non si è mai tirato indietro. L'avvocato ci vuole. Avvocato ci vuole. Qua ci chiedono fa prima Ferrara è fidanzato, Cate rispondi tu. Ma io non lo so sinceramente, non... Un chiavettino. No, sì, ha la fama, però non... Giuseppe Di Vaio. Ah, Salvatore Scip, Vertullo, liberato come sempre, instancabile. Cioccolatini, fanno un cioccolatino. Cioccolatino? Vediamo un cioccolatino. Vai, ci sta mangiando cioccolatino. Andiamo, dai. Ciao bello, buonanotte. Ciao. È bello, fa 3 cioccolatini, ci volevano 2 cioccolatini, dentro la casetta ci volevano. Sì, ci volevano veramente. Sì, vero. 2 cioccolatini siamo tutti bambini, Bella insomma, casetta. quando riceviamo i cioccolatini alla Befana potremmo tenere Nega punto andare. nessuno la Befana alla calza. No, è bella, a me piace la Befana. Sì. Mi piace e penso che a tutti noi piaccia. Aspetta, entro di nuovo in macchina perché prossima tappa voglio appicciati in luce. Poi Tony Senic, sei amici! No, lascio stare Tony Senic, un grande capitano. La domanda so rispondere, vai, leggi tu. Le istituzioni non si preoccupano di reintegrare nella società queste persone bisognose, dandogli piccoli lavori e magari un posto letto. Eppure è tutto alla luce del sole, è vero, sono d'accordo, infatti è una cosa che pensavo anch'io. Fosse bello un Cioè albergo. il fatto che sarebbe bello se queste persone venissero integrate a lavorare in qualche posto che non ha personale
e magari potrebbero andare avanti di mese in mese con una paga anche, voglio dire... Però tante volte, diciamoci pure la verità, poi non lo so, tante volte sono pure scelte di vita che fanno, insomma, non è proprio sempre... il signore in da galleria, no, non era quella la sua scelta di vita, però altri magari può essere una scelta di vita, voglio dire. Sì. Però, il logico è una buona osservazione comunque, su certe cose effettivamente ci si potrebbe impegnare di più, ecco. O volessi una frase di Tony, che la disse qualcosa di importante, tipo Mondasacci, non mi ricordo la frase, no? Però cosa vuole dire questa frase? Che in pratica c'è, io penso a quello che tengo a turni, insomma, penso a quello che posso fare, non mi appoggio sulla politica, perché si aspetta politica su belle e morte. Quindi voglio dire, mo che stiamo facendo noi che abbiamo fatto e che spero che un giorno rifaremo, quello che fa Salvatore, quello che fanno queste associazioni. Mo, ho veramente vi dico una cosa, uno quando torna a casa dopo una serata di questa, vi capita a voi che pare che... Pure a Pasqua. Pure a Pasqua, però vi capita che per esempio ti sentono poco a dire come se non si fatto niente, vi capita questa cosa? Allora voglio dire, niente non è, perché comunque si stanno a 7 casette, poi chissà quanto ce ne stanno a Napoli, gente che ha bisogno, sono una goccia nell'oceano, però è una piccola cosa. Mo quello che dici, se avere ognuno di noi, può essere la frase più fatta di sempre, però se ognuno di noi facesse totta così, non avessimo manco bisogno della politica, perché se aspettiamo la politica per fare queste cose, stiamo veramente, parliamoci, è una barzelletta aspettare le istituzioni, quello che non le fanno certe cose. Se invece ci stessero, che ne so, 1000 associazioni a Napoli, può essere che delle cose cambierebbero. Noi il nostro piccolo ogni tanto facciamo, che lo potremmo fare, però noi personalmente le stiamo a fare, capito? A prescindere dalle dirette benefiche, a prescindere, ognuno di noi nel nostro piccolo si fa qualcosa, un gesto, una cosa, si può fare, tutto si può fare. Stiamo tra sanità galleria, forse non si sente bene, un minuto e usciamo. In Venezuela ci sono dei posti dove si fa la reintegrazione delle persone nella società, li aiutano a trovare lavoro, a rincontrare la famiglia e fare pace, piano piano migliorare. È bello questo. È una testimonianza di un altro paese che comunque invece reintegra queste persone. Ma io penso ci sia pure qua. Ispirazione da io penso ci sia pure qua in Italia, magari non conosciamo quale di queste associazioni, quale. Ma io credo che esistano dei posti pure in Italia che fanno un po' di reintegrazione. Sono rari e non se ne parla. Non se ne parla perché oggigiorno noi siamo i primi su prima che preferiamo leggere una notizia in coppa a Facebook che dice che una donna in Uganda ha partorito 44 figli e ci mi battuta sotto che dice che te ne ha fessa quando a capi frengano e si fatta così, piuttosto di leggere una notizia perché siamo così, si legge guarda c'è sta un'associazione, sono quelle cose che vengono più a galla rispetto ad altre notizie. Noi preferiamo a Corona che carga a bicicletta, parliamoci chiaro, no? È vero, si è attratti dalle cose più superficiali, stupide e cose va. Però io sono convinto che esistano queste cose qua, però la disinformazione, voglio che in primis io e vi torno a ripetere, faccio sempre lo stesso discorso, se ne era per tutto l'associazione, io sapevo come si facevano queste cose qua, poi stando un po' con lui abbiamo capito un po' come si possono fare, insomma, che stai. Esatto. Leggi qualcosa, Frank? Speriamo nel reddito di cittadinanza e speriamo che almeno con quello qualcosa può migliorare, però la vedo un po' difficile. Ma speriamo per te, Maradona, oppure speriamo... Adesso siamo in direzione Molo, siamo quasi arrivati al Molo. Facciamolo vedere. Siamo arrivati. Allora, si mettono... Molo Beverello, questa è un'altra zona che il grande Salvatore dell'associazione Storia di Carol a me mi fece scoprire, insomma, dove stanno tante persone che dormono proprio qui. Dormono proprio qui. Ci facciamo un giro. E che rispetto alle altre è una piccola fortuna, se posso permettermi, perché dormono in dacchi cosa al coperto, insomma. Rispetto a quelli che dormono un po' più riparati, rispetto a quelli della Galleria Umberto che stanno proprio in mezzo a via praticamente. 5 o 6. Allora, Catellone. Fratello, siamo ancora molto carichi, Vabbè, il pacco sta diminuendo. Una metà se n'è andata, Alex, ci conferma. Lo scatolo pesa un po' di meno, ma ce ne saranno massimo 10 di persone qua dentro, secondo me. Vediamo 6, vediamo un po'. Catellone sta carico, insomma, la nostra Martina Befana, ma non per la bruttezza, ovviamente. È la sua festa, tanti auguri a Martina. No, è di Migliozzi la festa. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Elena alle posate. Frengannella alla grande. Scuola driver e organizzatore spazi logistica e vario. Grande scuola, telecronista a tempo perso. Telecronista a tempo perso, oramai è professionale, usiamo fra poco a fuori.
Intanto Martina vedremo come scavalcherà, attenzione, non ci perdiamo questa scena di Martina il palo, che attacca cadrà. del palo, La donna del palo, si vede la sua esperienza alla lap dance, Martina che lavora nei locali porno, lo sappiamo. Ah, e vediamo Isabella come scavalca invece. Totore Formicola il culo non si è visto, Totore. Lo possiamo rivedere. Allora ci siamo, dai, torniamo seri. Allora, Totore sto di caro, in questi giorni ci sono poche persone, dice Salvatore. Come mai? Dottore, se vi serve una mano fatemi sapere. No, Totò, siamo tanti, per fortuna oggi siamo io, Salvatore, Elena, Antonio Scola, Martina, Alex Bola, la sua fidanzata, Catello Fresa. Ci siamo, eccolo qua. I ragazzi già sono dentro. Non grido perché si stanno dormendo. Abbiamo dato a 2 persone. Sì? Sì. Poi vediamo se torniamo. Sì, sì. Ok, voglio scusate se non commento perché stanno dormendo, non ne voglio scegliere, però 2 calze l'abbiamo date. Ora vediamo se ci sta qualcun altro. Allora Tony, ci vuole il reddito d'orgoglio, no il reddito di cittadinanza. Questa gente merita rispetto, comunque un pezzo di ognuno di noi può cambiare tutto, continuate così che coinvolgete altre tante persone. Ma Tony, se tu hai fatto, diciamo pure tu hai cambiato un po', hai donato tante calze, quindi lo stiamo già facendo, insomma, voglio. Ancora calda. Calze, cioccolatini, scaldacollo, guanti. Guanti, cioccolata e acqua. Ok? Ciao, buona Befana. Ciao. Che già dato le calze avanti. Portiamo la pasta. Di qua però non vedo nessuno. Ok. Ciao bello, buon appetito. Ciao, buona Befana. No, c'è un'altra. C'è un altro? Sì, che ce n'è uno c'è due. Ci sta un altro signore là. Ciao, buonanotte. Ciao. Ma voi una calza? Una calza con un bel piatto di pasta e patate? Possiamo lasciare qua, è tuo? È tuo questo qua. E dammi ce l'hai, scusa, sta là. Quanti? Scaldacol, pasta e patate, acqua. Ok. Buon appetito. Ciao. Cucciaie, tutto quello che vuoi. Insomma, quello che abbiamo potuto. Ciao. Grazie a loro che in diretta che ti hanno donato. Ciao. Allora, scusate, voglio segnare look perché stanno dormendo, non voglio disturbare, non voglio. Se Molo Beverello, come vedete, che fa rima con Molo Beverello, fa rima con Catella, eccolo qua, il nostro. E che pisello però, Catella? Purtroppo siete. Fino al Molo Beverello e Catello. Fino al Molo Beverello e Catello. Ma questo è la nuova hit dell'estate. Dell'inverno. Inverno, allora, cosa diceva Mr. DMD? La stessa sorpresa e meraviglia dei bambini, è vero, pure io noto sempre le facce, diciamo, sempre delle. Perché qua
è un posto un po' più difficile che uno noti subito perché... Se non sai che stanno a Esatto, esattamente. Dicevi Alex? Sì, stanno andando a prendere l'altra roba, se no ne aspettiamo qua, che vengono. Sì, Ok. a fare rifornimento Cadello e Martina. Qua devo dire fa pure meno... sentiamo meno freddo noi che siamo accappottati e tutto, però... Ah, poi ci manca vicino al mare. C'è un'area un poco più... Fortunatamente ci sono queste strutture che... Sì. riparano un po' dalla pioggia, loro sono nel più là caso riparati. dovesse piovere almeno c'hanno... Ma peccato che stanno in vita rotte e cadrà sul freddo stesso quello là. Vabbè. Migliozzi che donano la calza e manca alla festa. Migliozzi che non giocherà giovedì, insomma. Poi Teresa Corvino, buona continuazione ragazzi, ancora complimenti a tutti i grandissimi, grazie a te Teresa che hai contribuito anche tu a questa serata, che non si sarebbe potuta fare se non avessimo donato, insomma è vostra questa serata. Noi siamo solo le mani. Allora, si fumano sempre, sì, mannaggia la cavallossa Isabella e suo Alex se tu ci arrivi sempre mentre stiamo stanno fumando 16 sigarette quando stiamo qua. 16 sigarette. Allora, sta dicendo Antonio Scioma, ma che stanno ciuciando Antonio Scioma? Stiamo cercando, capendo le buscate tappe l'euro da e fare. mo fu parcheggiatore. Buscate l'euro e mo facciamo sfida parcheggiatore. Dove ce ne andiamo mo, voglio? No, credo che ci conviene di fare Garibaldi Sì. e poi museo. Quante ne sono rimaste? Ancora una trentina. Ci fa prima museo. Primo museo. Allora il primo museo ce la fa. Facciamo primo museo, quello che ci rimane facciamo Garibaldi. Facciamo il primo museo e poi alla fine Garibaldi. Ciao unità, complimenti a voi. Fantastico, Menni 90 Migliozzi, stivi turno per non venire. Sì, Migliozzi voglio è stanco ieri a fare lavorato con la Befana sulla scuola tutta la sera. Formicola, ma che c'è? Ti vedo un po' nostalgico. Freddo, no, è freddo ragazzi. Freddo, Formicola soffre e freddo. Pensate quest'uomo col culo da fuori 4 mesi all'anno. E poi che sarò la canna, che si fanno che si sono i bis. Isabella e poi ciò stanno insieme, hai capito? Cosa vi unisce a rollata, Martina. Ah, questo non è un lavoro di tuo marito? Come lo vedi? Il parcheggiatore che è buono? Qua. Vediamo? Formicola, faccelo vedere. Escilo, formicola, Escilo. Ah, qua ci mancano i guanti, attenzione. Oh, ci mancano i guanti, aspetta. Qua ci mancano i guanti. Aspetta, vai giù. Qua c'è un game, c'è un game qua. Dove mica tengo da sacco, va. E tengo da qua sacco. ci mancano. Perché alcune Perché? sono... Perché a volte ci sta. Qua ci sta. Qua ci sta. Ah boh, e quelle che non ci stanno ce le riportiamo. Solo che io tenevi da sacco, facci qua. Ci volevo i miei. Ma come ci misi quando? Fumaro, sì, care. Voglio sia facciami piano, facciami caruto, care mio telefono. Sono ripigliate una bellezza. Voglio oggi più stato scalino che persi piano, ti caro. Allora. Casi giù, tanto stanno manchi i vetri tutto. No, non te la si metto qua. Vai, formi. Vedi? Ok. Qua ci manca. La spazzola, c'è la cazzetta chiusa, posso. Ok. A posto. A posto, vai. Che poi c'è ancora qualcun altro, Allora dobbiamo prendere 2 guanti. Vediamo quanti E ne un corrono passo. qua ancora, vai giù. Fabri, aspetta. Aspetta. Sì, vogliamo mangiare uno qua. Aspetta Salvatore, ecco qua. Stiamo andando a vedere se sta qualcun altro, ragazzi, che quello qua non è facile capire. Uno completo qua, 2 completi qua. Allora, 2.
Fortunatamente qua ci sta una fontanella, una delle poche che presenti a Napoli, almeno quando hanno a bere. Due completi qua. E poi sono altre due persone di là. E quindi sono 4. Aspettiamo qua allora, No. Invece 2.0, la maglietta che già viene scaldacolla incorporata. Allora, Mr. DMD dice quanti ne mancano? No, Mr. DMD, cosa è capitato? Praticamente noi abbiamo fatto queste calze con i guanti appesi e lo scaldacollo inserito nella calza. A volte si staccano i guanti, quindi abbiamo portato 2 calze senza guanti, ma li andiamo a prendere e ce li diamo a chi non li ha avuti, insomma. Carla di Costanzo, che bello, state consegnando le calze? Sì Carla, stiamo consegnando le calze, siamo qui già da quasi un paio di ore, ci siamo fatti un paio di tappe, poi ci facciamo qualcun altro, perché quando sono rimasto va giù? Non tantissime. Cerchiamo di contarle. Non tantissime. Non tantissime, forse una ventina. Una ventina? Ce ne abbiamo ancora una ventina, insomma. Sì. Vabbè, prima di venire qua abbiamo preso una decina di calze e le abbiamo messe nella busta. Sono finite. Dobbiamo vedere quanto ne resta nella stanza. Stasera siamo le vostre befane. Befanozzi. E si è buscato pure un euro, capito? Per andare in scuola, si è buscato, non arriva a chi. La prossima sfida, che giovedì. parcheggiatore? Ci prendo della sfida, ci mettiamo a fare di Perché c'è la busta, prima quando ci buscammo. Cinque noi, ognuno in un modo diverso, con un telefono diverso, in diretta a 5 postazioni di Mergellina, pianura, fuori grotta. Ci vedi? Ma che cavolo. Allora, chi è qua? Felice Viscardi, facciamo diventare la solidarietà una cosa normale, non un'eccezione. Ma Crim Felice Edri, che è una cosa, secondo me non è un'eccezione. Stasera abbiamo incontrato 3 associazioni, cioè 2 associazioni abbiamo incontrato, quindi è una cosa che secondo me ci sta, solo che non si vede. Passa sotto. Sì, capito? Sì. Io quando l'ho visto qualche volta mi sono sempre brillati gli occhi, perché ci stanno tanti persone che fanno del bene ma purtroppo non si sentono, non si vedono o non si sanno pubblicizzare, insomma tanti fattori fanno sì che uno non li conosce. Queste cose secondo me non pensi nemmeno a pubblicizzare, sì, non dai interesse in questa cosa. Noi abbiamo la fortuna che facciamo la diretta, abbiamo 100 persone, 150 persone. Allora, ci sta. Vincenzo Massa dice mi saluto. Mi saluto. Saluto solo il Vincenzo Massa. Fabri, capi che cosa abbiamo detto Meglio prima? così. Che cosa? Abbiamo lasciato delle calze vicino al letto dei senza tetto qua e stavano dormendo. Si svegliano, trovano la È calza. bello. Noi l'avremmo voluto fare, rimane a ieri notte, però non si no, ma si poteva fare. A parte un budello, non c'è Salvatore non c'era, non si poteva fare. Però poveri che una cosa, i piatti pasta e patane, scusate che mi inquadro io ora, i piatti pasta e patane mica ce lo potevamo fare trovare in notte, No. che poi susevano e trovavano ucciamento, insomma. La cosa bella resta lo stesso adesso. Se avessimo fatto per esempio solo cioccolatini, cosa che è meglio che abbiamo fatto come abbiamo fatto mo, allora ce l'avessimo lasciata, diciamo, se avessimo sempre potuto, perché voglio dire che non si poteva fare. Allora, chi è qua? Laura De Gregorio, quanto è brutto Alex Boa? Ma sono così bellino perché No, è una schifezza. Pazziando, Laura De Gregorio non si permetterebbe mai, però sacci che è brutto. detto tra di noi. Lo so, intanto Liberato l'animato instancabile vi sta linkando la pagina del sorriso di Carol, che è sempre l'associazione che oramai conoscete con Salvatore, che sta anche in diretta se non erro. Va giù, ci chiedono sempre dei vestiti, chiedono sempre dei vestiti a Salvatore, a Antonio Scola, a Martina. Se avete dei giubbotti che non vi mettete più, tenete certi maglioni che sicuramente chi li maglioni, posso dire una cosa, chi li maglioni che vi donano a Natale, che rompe, chi li cosa così, che non verito. bravissimi, chi li cose che il Ren, cioè che non vi mettete, insomma, voglio dire, ma da che ne tengo uno, perché veramente tengo 3 maglioni, quindi se no li donerei, sarei il primo. Datele a Salvatore l'associazione, se pigli non è che allora bisogna la moda, basta che si muoiono freddo, insomma, quindi se ce le avete, Salvatore è anche qui, guardate, lo vedete in chat, io lo leggo, quindi, e poi vi invita sempre con loro a consegnare, quindi se volete pure questo a consegnare, o giovani e sera, lui ci va sempre, fa più o meno il giro che stiamo facendo noi, anzi me l'ha imparato lui questo giro qua, quindi se volete, io, Salvatore, voglio dire, ve ne sarà grato, insomma. Ah, ecco qua, Vincenzo Massa ce ne ho a migliaia. Vincenzo, fammi sta cortesia, vedi che c'è sta Salvatore in diretta, oppure vai sulla pagina del sorriso di Caro, lo scrivi, dice Salvatore, tengo migliaia di pullover, di maglioni e cose, ti puoi venire a pigliare, Totoro con una santa pazienza si mette in la macchina e se viene a pigliare fino a casa tua. Quindi non hai manco il problema di doverli riportare da qualche parte, ma se li viene a ritirare lui, fallo, Vincenzo. Insomma, che stai? Allora ci siamo, ragazzi. Eccolo qua. Paolucelli, grandissimo.
Alice, qualche calza questa è anche tua che hai donato. Allora i ragazzi hanno fatto rifornimento. Frengannella. Ah, i guanti li abbiamo recuperati. I guanti che... mancavano più pasta. Ah, ok. Mancavano dei guanti qua, ma ce li andiamo a dare perché si sono staccata coppa casette. Umberto Tartaglione, sono 67 calze, ne abbiamo consegnato una quarantina secondo me fino a mo'. Pure la calza qua mancava. L'ho messa io. No, quanto lì? Se frega, aspetta. No, scusa, sta frangando, si viene a fregare. Una ce n'è avanzata, che facciamo? Sì, prego. Dopo andate al museo, sì, sabato mo andiamo al museo infatti. Mo ci ha voluto fare beverello perché stava più vicino a livello di... sei più vicino alla galleria. Grazie, unità, grazie mille. Ma raga, però pure là ci sono. Allora. No, siamo andati a dare dei guanti a questi... a loro che non li avevano avuti perché si erano staccati vicino alla casetta. Non ti preoccupare, unità, grazie mille, non dovevi. Stasera è la diretta di beneficenza. A posto. Ok, completato. Sì. O per esempio loro, come ha detto Elena prima, si sveglieranno domani e si trovano questa casetta che ci avete regalato voi, insomma, quindi bella sorpresa. Allora, dobbiamo andare di là perché ci sono altre due persone. Sì. E poi abbiamo No, finito niente, anche completo, qua, completo. completo. Certo. Sì. Sì. Andiamo. Ci sta? Mancano due zone di penso di no, non penso. Che quella è il bar. Penso che qua... Finito. Sta. Allora. Settimo in tendenza, Sportiello, grazie Sportiello. Potremmo andare primi, voglio qualcuno vero che magari emula la nostra cosa e sarebbe un onore che ci copiano. Che ci copiano, non è una cosa che abbiamo mandato noi, però. Posso io qua fortunati, sì. Bravo. Fate questo gesto. No, ma una volta ogni tanto, non bisogna una calza, una coperta. Pensate, mettetevi nei panni che state qua, state freddo, cercate qualcuno che viene a portarvi delle cose. Questo è. Bravo. Quando buttiamo tante cose nella spazzatura, che cose che non usiamo più, a posto di buttarle le possiamo dare all'associazione, a chi consegna queste cose. Ma sono sicuro che dopo questa diretta tanti di loro contatteranno Salvatore e ci daranno tante cose che Vincenzo Massa già secondo me si sta mettendo d'accordo. Esatto. Allora, ci siamo. Aspettate un attimo. Ecco gli angeli, vi inquadro gli angeli del volontariato. Gli angeli della notte. Mi piace, Frank, gli angeli della notte. Beh. Gli angeli dello snap. Gli angeli del Molo Peverello. Allora, ciao. Felice Viscardi, quanto sarebbe bello se lo facessero tutti gli youtuber? No, ma non si tratta di youtuber, quanto sarebbe bello se lo facessero tutti noi, tutti noi, persone normali. Ognuno di noi, Dottor mi ha insegnato questa cosa. Io ripeto sempre la frase di Salvatore, se ognuno di noi quando sta a fare spese accattassero un piatti. Siamo a Bruce Lee, Che Bruce Lee? La si chiama Bruce Lee. Ah, il cinese, cinese. C'è un aneddoto su Bruce Lee, praticamente gli portammo. Questo signore qua. Questo signore cinese, ci portammo dei cappotti XXL, ogni cappotto, pure se era XXL, è piccolo, tutto vicino. La calza della Befana.
A posto, a posto. Questo è XXXL. XXL. No, no, sto scherzando. Questo qua vedi che c'ho io, questo scaldacollo? Questo qua. Poi ci sta guanti. Ok, poi ci sta cioccolata. Ok, poi ci sta acqua. E piatto, un piatto già tre. No, ho detto già mangiato. Non vuoi un altro bel piatto di pasta e patate? No. Già mangiato, sta a posto. Sicuro? Vuoi dormire, non mangiare troppo. La pancia, come lui, come Salvatore Famico. Non buono. Lui sta sempre col culo da fuori, Bruce. Nelle live soprattutto. C'è il pantalone che va con Spogliare culo. lì, spogliare lì. Ci sta una... Ah, ci abbiamo fatto il giro tutto. Ah, ci sta qualcuno? Ah, ok, grazie, grazie mille. Grazie mille. Cioè, si già mangiato, no? Mo ci ha segnalato un altro signore che non ha mangiato, ha dato la bontà di queste persone, no? Per far capire. Per far capire. E infatti ci sta. Tale qua, Ciao grande! Cioccolate, piatti di patate, acqua, scaldacollo, guanti. Ok? Come si dice tu di dove sei? Giapponese? Come si dice grazie in giapponese? Arigato! Arigato no, chi è? Arigato. Buon appetito! Pensa sempre ai rigatoni, guarda. I rigatoni non ci sono. Se mamma mia. No, potrebbero. pensa che è una femmina, tu già chi c'è che è una femmina ci stanno. Allora, Carla di Costanzo, ragazzi, se vi va mettete like alla diretta, un semplice click per voi per rendere queste dirette visibili a tanti altri. Ci facesse piacere più che altro che se qualcuno emula queste dirette ogni tanto in coppa YouTube è un piacere vederle realizzate, insomma, queste qua. Vabbè, che volevo dire, cioè Nicola, grandissimo. Allora, che volevo dire, mo ci andiamo al museo, che là pure c'è sta una schiera di persone che purtroppo dormono in terra, che gli andiamo a consegnare. C'è sta un'altra? Ah, stanno altre due persone, eccole qua. Fortuna no, ancora devono finire le calze, ragazzi, per fortuna, quindi ci stanno ancora. Possiamo fare maestri. Ciao Nica. Guarda, prendi un'altra calza. Ok, mangiare, già mangiato. Una sola? Non ti faccio foto, non ti preoccupare. No. Se non fai tu portami calzini lui, fai foto, come vuoi sapere? No, non è foto. Non fai foto, capisci com'è? Non è foto. Tranquillo, non è Non ti preoccupare. Non fai foto queste, capisci? Buona Befana. Ciao, non ti preoccupare, No, foto, non ti preoccupare. Andiamo. Non ti preoccupare. È un regalo, solo un regalo. No, perché sennò diamo più cose, capisci? Se facciamo vedere la persona danno più cose, solo per questo, no per pubblicità, niente, non ce ne frega. Solo per dare più cose. Vieni qui e dice a me, tu sei ricco, ce l'ha soldi tu vuoi fare, No, lo facciamo solo per far vedere. Se non facciamo così non potremmo avere fatto questo, capito? Se non facciamo così non potremmo avere fatto questa cosa qua. Capito? Questi ragazzi che stanno qua hanno fatto queste cose solo per questo, no? Facciamo i giornali, queste cose non ce ne importano. Che mi dai me e io sono grato. Ecco, grazie, prego. Io, quando anno sei tu? Io 35. Io sono 60. Sì. 30 anni fa io sono stato qua in Sì. Italia, campo profugo. Capo? Campo profugo. Ah, campo profugo, ok, campo profugo. A Capua, sì. Non c'è più. Prima campo profugo. Sì. Ok? Un anno, lascia Italia, vado America, stato in America. Sì. Sta galera, 15 anni, 1 chilo cocaina. Io ce la soldi, voglio molto soldi. 15 anni. Dopo ti protesto, io sono albanese. Ti porto, tu vai, tu Albania. Sì. La salto, vado Albania. 6 anni, adesso arriva qui
6 mesi. Sì, sta a Napoli. Parlo poco italiano. E già parli bene. I vero? speak English, grazie. I speak English. Non mi ricordo molto bene, 30 anni. Però parli bene, parli bene. Non mi Come ti ricordo. chiami? Mustafa. Mustafa. Albanese. Tirana. Duros. Durazzo. Bella Albania. Bello. Adesso sono... Allenatore italiano prima c'aveva la squadra albana. Adesso mio paese, Napoli. Però mi viene qua. Io sono napoletano. Napoletano. E già si prima accende. volta. Io ce l'accidento, molto casino. No, c'ha molto l'accento napoletano, accento un po' E come napoletano? c'ha i gesti 30 delle anni mani. fa sono stato capo, A Capo è vicino qua. capo, provincia di Caserta, provincia di Napoli, napoletano. 30 anni fa, a 6 A nord non sei mai stato a nord? 1900. Nord sei mai stato nord? Al nord sei mai stato su? No, Roma. Massimo è Sì. stato a Roma. Prima vieni qui Roma. Roma, Invece Napoli un po' meglio. non mi piace. Meglio Napoli. Napoli. È più. Buon appetito! Ciao. Ciao bello! Ciao, Buona grazie beffa. per tutto. E grazie a te, vieni. Vieni qua, tu ce la dai qualcosa. Sempre col cuore, i ragazzi sanno tanto cuore. Mi piace il Napoli, napoletano numero uno di Italia, no Roma, Napoli. Grazie, buon appetito. Ciao. Allora, voglio, ci siamo, dai, ci siamo. No, Totò, non ti preoccupare, Totò. Stai tranquillo, no, giustamente chi ogni tanto è Salvatore mi insegna, sta qualcuno che giustamente sta così un po' ubriaco, un po'. Chi è? Lui ha chiesto di mangiare. Ah, ok. Ogni tanto capita ci sta qualcuno che sta un po' ubriaco, ma tutto a posto. Sappiamo gestire questo. Ah? Ho dato Bruno a Mergellina. Ci può dirmi anche Bruno, hai ragione. Comunque tutto a posto, ragazzi, tutto a posto. E poi vede una bravissima persona, alla fine ci ha spiegato pure un po' se avete sentito la storia, che lui è albanese, è stato in galera, poi è stato a Capo anni fa, poi è tornato a Napoli, preferisce Napoli a Roma, insomma. Quindi ci sta, ragazzi, ci vuole solo pazienza e che noi ce l'abbiamo, insomma, e quindi non succede. Mi fa picciare Alex, scusa. Allora, Salvatore qua dell'associazione viene a prendere le cose dono sotto casa, se potete fatelo, è bello, potete aiutare qualcuno che ne ha bisogno. Allora, Donato Paolicelli da Oxford, quando è venuto a Napoli, una delle cose che ha fatto, oltre a conoscerci, è stato un grande piacere, ha donato tante cose all'associazione di Salvatore e pensate che lui viene solo qui 10 giorni all'anno, quindi voi che state a Napoli, che state a un sacco di tempo, fatelo anche voi, ma già lo so che lo fate, insomma, con Salvatore, grazie a Salvatore, parecchi di loro che stanno in diretta hanno donato, hanno fatto e donano ancora. No, grazie, no, grazie. Allora, chi è? Facendo leggere. Simoncella, grandissima del sorriso di Caro, la saluto. Dice: tranquilli, a noi succede tutte le sere il giovedì d'inverno, si ubriacano per scaldarsi, è ovvio. Salvatore me lo disse dall'inizio, cioè proprio dall'inizio, prima che venni con lui a fare quel video, il primo video che faceva, il primo, è stato l'unico di video, poi ho fatto anche diretti insieme. Mi disse subito. Solo qualcuno che non vi fa piacere magari. No, ma c'è sta che uno non ha piacere di essere inquadrato, insomma, è anche un fatto di privacy. Contiamo bene. Scusate, ma ci appiccia un attimo una sigaretta. Ma appicciamo tu sta sigaretta. Tacchetto. Anche perché qualcuno ha preso Lui Ci sto, donate un accendino Alex se può, Ho visto che non funziona più, va a dare. Lo diamo pure accendino Alex Boa. Quest'uomo lo porteremo, il popolo napoletano dove ti porterà? In alto, giù a Televola. A Televola. La prima tappa. La prima tappa Televola, poi Telecapri con Manni. Allora ci siamo, ragazzi, ci siamo. Stiamo contando quante calze sono rimaste. Instancabili Elena e Martina. Ci sono 31 piatti di pasta ancora. Ancora 31 piatti di pasta. 31, che qualcuno non ha voluto mangiare. Erano 70, voglio, erano più di quanti. Più della metà. Sì, più della metà, ci siamo. Poi Vincenzo Mazza vai a dormire. Vincenzo, ti sei messo d'accordo con l'associazione di Carolo? Perché mi ha detto che c'è tantissimi maglioni. Mi fai sapere che a me fa piacere saperlo e fa piacere a tutti noi che siamo in diretta saperlo. Se uno dice, ha fatto Vicenza, allora mi faccio pure. Si mette a premere 3 buttoni. Che io sono 3 buttoni, ma da premere. Oh no, saluto tu, che dici tu? Raga, giusto, stiamo contando giusto per avere l'idea di quanto ne dobbiamo ancora distribuire.
Intanto Scola e Frank parlano del parcheggio, come fare cose. Frank tu inseri a chiesa, chi la mette in mano tutto parte a chiesa, qua? Ciao morto, mannaggia. Non fa Potrebbe fare. essere pure in business di parcheggiatore. Bravo. Allora, saputo si è buscato l'euro ad ogni scuola subito solo inserito, come fa finire che sta al telefono, il Vaticano, ecco? Il Vaticano. Sto organizzando traffici. No, subito scrivo, ragazzi, ci sono belle novità. Possibilità. Va trovando l'8 per 1000. Allora, ti saluta Salvatore, Antonio, a te a Frank. Ciao Sasi, un bacione. Ciao Salvo. Senza guanti. Bacio. Allora, Salvatore Scippa, se avete qualcosa da dare, qualsiasi cosa, contattate la pagina di Salvatore, se c'è liberato. 23 calze. 3 calze e 31 E piatti. 31 piatti. 31 pasti, dai. Prenditi da qua, 2 vai. Anche a Martina, Martina, saluta Salvatore. Completa queste, una qua e uno qua. Completali, vai. Solo 2. La mia Marti, Simoncella ti saluta, Marti. Ciao Timo. Allora, e Simone a Francannello non saluta, non ci capite, ma come? Saluta a Francannello, Simona. Adesso pigli con lei ha fatto come a me no, ha detto come a me no. Guarda che dice, chi se la legge? Chi se la... Mario Bros. Mario Bros. Si legge che ha detto Mario Bros. Lut, Annella per rimanere in tema Befana si poi la mazza. Questo è scemo proprio. Sei scemo proprio. Ma perché non lo bannate a questo pezzo? Bannalo liberato, bannalo, Bannatelo, sto Mario Bros si spaccia. Mario Bros, lui riceve rimanere a vota. 23 calze. Sono rimaste 23 calze. Ciao! Topolino! Ehi, Totore, ciao! Un bacio! Mazzo Un Francannello. bacio da Galeazzi, glielo mandiamo. Bene amici, oggi un grande applauso per questi ragazzi che fanno del bene. Noi a Milano non facciamo tutte queste cose, facciamo gli aperitivi con OnePlus. I bastardi di OnePlus che mi pagano, Anche lui sa fare bene. La mia invitazione, ma fai un poco. Ma sei spugnana, a cazzette me la fa. Me la fa. stai spugnana, gazzette, bocchina. Il grande con la sua GIF. Cadellino con la sua GIF ha fatto dare tante calze. Guardate che acrobazie. Attenzione, ha preso per il palo Martina, incredibile. Salvatore Scippa, Cadello uno di lui. palo. Allora, attenzione, Rissa, incredibile, Rissa. Antonio Scola se ne sbatte le palle. Numero di Martina, calcia le palle. Il rosso si fa il rosso. Rossa che sì. Incredibile. Ma va a fa 4 Mario Bros. Mario Bros, c'è la brava. Attaccate Annella, attaccate il prete. Dai, attacchiamo Nella. Aspetta una Rissa. Attaccate un attimo solo. Attenzione, il prete preso a sandwich da Martina. Salvatore Formicola intanto conclude un contratto con la Chiesa. Museo, attenzione, sponsor. Allora, lasciamo il Molo Beverello, ve lo inquadro per l'ultima volta. Molo Beverello, vicino al grande maschio angioino. Eccolo qua, l'unico maschio. Il maschio non è lui, il maschio è il maschio angioino, amici. Ci siamo, vai. Probabilmente sarà l'ultima tappa perché... Poi grazie mille Frank, sei un grande, veramente. Io con quest'uomo inciderò degli album che lui non ha idea quanto venderanno. 10 copie. Elena No Name, instancabile, che freddo. Scaldiamoci con una bella scorreggiatiera, dai. Che riscaldamento. Allora ragazzi, 40 gradi. Aspetta, chiediamo al pubblico che canzone vogliono dall'album di Frank Annella, la mettiamo, mentre raggiungiamo Museo ci facciamo una bella canzone con Frank Annella, dai. Che canzone volete, amici? Ah, Bruno. Dobbiamo ricordarci Bruno. Allora io ci abbiamo lasciato una gazzetta, Già lo sappiamo, lasciamoci una calza, non facciamo finire le calze, ci buttiamo una bella casetta a Bruno. Esatto, l'avevo già ricordato. Frank, a proposito di Mario Basso, volessi mettere un bello pezzo. Ma secondo me ci sta un pezzo atmosferico. Noi fedelissimi, il pezzo Noi triste, fedelissimi, invece una cosa oggi movimentale. Allora il ritorno delle live, vai. Il ritorno delle live, maestro, ci può mettere. No, vai. Vi stanamo, vi mangiamo, vi digerimmo e vi cagamo. Questa ve la mando. Aspetta, fammi sentire. Allora. No, vai avanti. Sentite questa, sentite. Aspetta. Vai avanti. Aspetta un attimo. No, avanti. No, avanti. Avanti. Aspetta, inquadro su. Vai, avanti. Alza. No, è 11. Oh! Il grande ritorno quando ci bannarono dal canale principale. Vai Frank, vai, ralla.
Elenuccia con la chitarra. Il consiglio in dubbio ci ha bloccato per 3 mesi. Mi stanno sempre a che cazzo all'erta e mai a Pisa. Con questo rock and roll ci vogliamo scatenare. E il ritorno di Cerroni per diretto noi vogliamo festeggiare. Ma dobbiamo festeggiare. Con questa sigla spiegare le pazze, ma non ci sta stato cazzo. E 1, 2, 3 e scherzi che ho baciato tutte le 16 anni. E in coppa a Telegram teniamo tutta preparata. Questa è una serata e fuoco mamma fa sul bordello. Cosa settimana ma chiamiamo e ci mandiamo in una ci mandiamo in una yeah, come on now. Dopo sta sigla frenganella iscrivetevi e attivate la campanella. Attivate la campanella. Dopo sta sigla frenganella iscrivetevi e attivate la campanella. La campanella. Frank e Cerrone live, il ritorno. La buonanima. Madonna, vi ricordate questa canzone che ci blocca in un canale? Vai giù. Ah, questa pure è bella. Qual è? Sta namma, vai. Per i vermi che stanno in fatto, vai. Non ci sono, questa sera non ci sono vermi, amici. Tutti insieme sulle mani, amici miei. Vai, Antonio Scola, la console, Martina, l'app dance. Trasmissione è sempre pronta zio Cerrone. Chi stiamo entrerà diretto, tanto pure zia Antonietta. Ma ci bevimmo in un sorsetto, io cantammo con Geppetta. E l'entona Francannella, con sta sigla troppo bella. Questa namma va mangiamma, poi digeri me per la gamba. Questa namma va mangiamma, poi digeri me per la gamba. Oggi spiace solamente dall'invidia di sta gente. Ci ha bloccato per 3 mesi sul canale principale. E ne siamo bucchinati e poi si illuminati. E cantammo con rispetto di strumenti d'Alena. Questa namma va mangiamma, poi digeri me per la gamba. Vai scuola! Questa namma va mangiamma, poi digeri me per la gamba. Posto di Francannella, che una sigla non la tengo. La faccina. Approfitto e me la suono, faccio stupiezze bella e buona. Di che sono musicante e canzone ci sono nato. Dopo mantra diretta, cantammo insieme su. Vai anche nei commenti. Com'è bella, com'è bella, a chitarra e Francannella. Com'è bella, com'è bella, a chitarra e Francannella. questa namma va mangiamo, Riceri me pagano. questa namma va mangiamo, riceri Applausi a scroscio per questa sigla, ma subito un'altra, amici miei, senza sosta, la canzone di Rudy, il nostro porco preferito, amici miei, e a Pasqua morirà. Vai sulle mani anche in chat. E di Rudone al mondo uno ce n'è, Parapam pam, sempre pronto a mangiare lui è, parapam pam. ed un cornetto al sicuro non è, se ce l'hai attorno Rudon, oh Rudon. E con Cerrone sempre in giro lui è, sempre a mangiare e non finire al privé, è sempre poco sazio, questo è Rudon. Tutti insieme! Rudon, Rudon, l'affamatissimo Rudon, Rudon, è l'insaziabile Rudon, Rudon, creme amarela per te, che scina in canna a te tre, e viva Rudon, 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 l'affamatissimo Rudon, Rudon, è l'insaziabile Rudon, Rudon, creme in arena per te, che scina in canna a te tre, e viva Rudon, 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 l'affamatissimo Rudon, Rudon, è l'insaziabile Rudon, Rudon, creme amarena per te. Hai una dubbiezza, non ci prendiamo più, amici miei, questa sera Radio Agnella, Radio Marisio, cazzo mi vai! Questa è un po' più dolce. Viva la libertà! Viva! No!
me. Ma ruota viva la libertà! No. Perché? Matti mi ruota viva. È per Enzo Ferrara. Enzo Ferrara la dedica a Matteo, il nostro grande moderatore rosso, e mezz'ora da partita in su! Tutti insieme con le mani, forza, vai! Anche Martina, anche Antonio Scola, uè, go! Enzo Ferrara, why you? Pigliasti numera, why you? Follissimo, why you? La criminale troppo, why you? E nella chat scrive sempre che alle 4 del mattino io sono sempre presente, ma la fa sulla nucchina. E io che tutta il sera t'ho fatto una narina, questa volta te ne nere su una serie a scaramucca, una contabilità, why you? E donazione, why you? E che tu luna, why you? Lo severissa, why you? Tutte lo vogliono in chat, why you? Il top moderatore sta in chat tutte le ore, non smette mai di variare i numeri di segnare. Lui tiene tanti yacht e poi ricchi sempre sotto. Enzo Ferrara, why you? Pigliasti numera, why you? Follissimo, why you? A criminale poco, why you? E la Frank Cannella, amici miei, grandissimo cantante! Criminale proprio. Non è finita! Ancora! Enzo Ferrara, why you? E allora amici miei, Ferrara, guaglio! amici miei, fermiamo un attimo la musica perché qui abbiamo perso l'audience. Perché ragazzi, purtroppo quando canta Annella si perde l'audience, non so perché, eppure io lo amo. Scende la guallarella. Scende la guallarella. No, perché giustamente non vi cagamo in dei commenti, quindi io vi cagherò in questo momento. Allora, dopo la Police di Cerone, Frank dovrebbe fare una canzone sulla Medusa. Ma perché non fai una canzone con Pavolino? La Medusa. Ci vuole. Voglio restare tutto il giorno nella vasca con la Medusa che mi dà la cresta e nella chat lui non si vede mai. Mo lo uccido con un grissino Samuel, con un grissino di Samuel, una cosa che si insomma. Cosa pensi del pezzo di Volino, Elena? Bellissimo, io già lo so che verrà un capolavoro. Però lo come potrebbe tutti gli altri. Secondo me sarà un capolavoro, ha ragione, però lo potrebbe anche mixare il nostro Scola, che abbiamo scoperto avere delle grandi Volendo, doti. facciamo una bella mix. Volete fare un featuring a Nella Scola? Ma nella scuola, sì, ci sta. Ma c'è anche per Esposito che canta sta. benissimo. La Prosti Girl, dov'è la Prosti Girl? Francesco Sportiello, 10 in tendenza, decimo, perché hai detto decimo? Decimo. No, ho detto 10. Vengo, tu devi parlare buono, fra, devi parlare chi sciaffia a Vaticano. Sciaffia. Leggi un po' due commenti, dai, Frank. Allora, che Salvatore dice dice sulla nostra associazione. Hai ragione. Poi era Frank, ma che miseria, vero? Frank un po' fanino, Un'idea. Frank buttato nelle braghe, attenzione. Sta buttando in dei braghe, Frank. No. Martina ride, ma che ridi, Martina? Guagliumano, pizza in culo. Ce l'abbiamo nel CD. Ma non avete capito che si caccia dei soldi Frank fi piezza in culo a tutti quanti? Forse non avete capito? 2 euro a canzone. Un po' di su, piezza... Cacciate i soldi. Allora, piezza in coppa un po' di Allora su. facciamo 2 euro a canzone stasera, vai. Allora, 4 euro a canzone, Superchat. che ovviamente il 50% me lo in tasca. In tasca. No, canzoni gratis questa sera. Allora, i pezzi di fumo, bravo, uomo di su, liberato, omaggio, perso. Ragazzi, allora, se non avete capito, se vi state collegando soltanto ora, insomma, questa è la serata dove stiamo andando a consegnare le calze che voi avete donato tramite Streamlabs. Poi è l'ultima tappa che stiamo andando a fare, e se non erro è museo, Poi ci sarebbe Garibaldi e poi dobbiamo passare da Bruno. Sì, ma no, sicuramente riusciamo a fare solo museo e poi andiamo da Bruno, che sarebbe un signore che purtroppo vive in macchina, che però che per fortuna è stato preso a cuore da Salvatore, dall'associazione, che gli vanno a dare sempre quello che possono il giovedì. Lui sta fuori allo scialeccirio, vive in macchina, purtroppo una calza gliela andiamo a andare anche a lui. Ora siamo a Piazza Garibaldi, ve la faccio vedere, perché si per sempre il faccio nostro, giustamente ci voglio mandare a posto. Non vedo quasi nessuno. Piazza Garibaldi, questa è Piazza Garibaldi, la conoscete tutti, il centro di Napoli, eccolo qua. Però ci dirigiamo a museo perché qua sono tantissimi, qua veramente solamente 67 casette se fossi chiudere Piazza Garibaldi. Tu ci chiama, scusa Antonio, ti chiamo Salvatore, ho sempre tuo marito in mente, Elena, ho sempre tuo Ti marito. penso sempre, sei nella La sua mia mente, ti vorrei con me. Ce la farò. Allora ragazzi, nella Iuppi, grandissima nella Iuppi, non pensare a Enzo Ferrara che nasce, facciami casa caruno, Enzo Ferrara dove sta? Dove stai Enzo Ferrara? Stare Yavan, come sempre stare Yavan. Ah no, siamo... Ah no, pensavo... 127 mi piace, a casa vede mi piace quando ne sono, sai? Non potrei farmi sapere mi piace. Cellulare? Vuoi Manni?
Manni su vera, su burra, quei samurai, su vera, Alex Boa, la medusa non è un pesce, non fa finta di niente, se lo sfotti ti ban nelle dirette. Ha ragione, Medusa è il più permaloso di noi moderatori, no? Medusone, sì. Medusa. Secondo posto Frank, terzo Ferrara, no, sono molto permalosi i nostri animatori, diciamolo. Come vedi? Diciamolo. Fai una classifica dei moderatori, no? La tua classifica personale. voglio la canzone di Claudia. Al primo posto. Aspetta, Martina, porca puttana! Al primo posto per me Catello Frisa. Poi? Cannella. Poi? Enzo Ferrara. Poi? Lasciava già Scapola in diretta, una persona scurrile, scorreggia, si scacola. Martina se la ride, mo inquadro Martina fa tutta la diretta. Una ride sguaiata, ma la risata di Martina sembra un cavallo. Sai che la fai una risata di strega, la sai fare? Allora ragazzi ci siamo, Frank Annec, andamelo poco pezzi, Claudia. I Claudio Arpaia, ce l'hanno chiesto, vai, mettiamo il pezzo di Claudio Arpaia, sì dai, stiamo mettendo, dai. Vamos alla playa. Vamos alla playa. Vamos a la playa con le botte di pianura e la gente si arrabbaia. Manda a ver a Claudia Arpaia. Vamos a la playa, oh oh, ci sta pure Claudia Arpaia, oh oh. Vamos a la playa, oh oh, viene pure Enzo Ferrara, oh oh. Quando le spunta bella e buono, se si scende nero suona, c'è l'unica diretta, oh yeah. Mani occupati che pugnetta, vamos a la playa, oh oh, ci sta pure Claudia Arpaia, oh oh. Vamos a la playa, oh oh, viene pure Enzo Ferrara, oh oh. Questa sì che è Claudia Arpaia, la fidanzata dice no, ma no. Vamos a la playa, oh oh, ci sta pure Claudia Arpaia, oh oh. Basta, è ripetitiva la canzone, basta, porca puttana. Allora, ci siamo, vai giù, l'unica cosa, c'è un po', no, una brutta notizia da dirvi, però tenga a batteria un 15%. O a meno che non dovremmo caricare perché non ce l'abbiamo. No, non va, non c'ha la stessa spina. Abbiamo la batteria al 15%, però siamo nei pressi di museo. Secondo me dopo museo penso che a Maiuro, perché poi da Bruno ci andiamo, sicuramente. Però mi dispiace poi che se si consuma la batteria e non riusciamo a salutare, insomma. Perché poi alla fine siamo da 2 ore e 15 minuti, giustamente, in diretto, telefonino, è sempre un OnePlus del maledetto. No, è inutile, 15% di batteria ci puoi fare poco. Ora ci facciamo l'ultima tappa a museo, dopodiché ci lasciamo e la serata, diciamo, è completa, perché alla fine qua finiremo le calze, insomma. Ma perché questa è colpa del OnePlus 6 che mi ha venduto il signor Galeazzi, insomma, no? Bene amici, è vero, ho venduto questo telefono farlocco al mio amico Fabrizio Cerrone. Ricordiamo l'aperitivo domani alle ore 19. Lo faremo, dove lo faremo? Faremo in culo a sua madre, l'aperitivo si chiamerà In culo alla madre. Di Galeazzi, ovviamente. Sì. Ragazzi, vi saluto, vi mando un bacio e domani... Ma scusa, non mi salutare ancora, ma non hai detto che questa batteria nelle giornate stress durava... Anzi, la batteria è un po' pastosa, è arrivata un po' indifferita questa notizia della batteria che dura un po' poco, ragazzi, mi dispiace, ma... Arriva sempre dopo che avete acquistato il telefono, insomma. Esattamente, ragazzi, quando prima di acquistare il telefono la batteria dura 10 ore, con uso intenso, eccetera. Intenso. Un po' pastosa questa ripresa video, un po' rossa, un po'... Catello. Allora, avvocato Catello, questa sera Frengannella, ma che c'è? Ragazzi, siamo arrivati al museo, dai. Siamo arrivati al museo, vi faccio vedere. Ah, Galea, ma no power bank no, io mi scordo sempre di portarlo oggi per la verità. Ah, ho sbaglio il mio. Allora, museo. Ma no, perché è inutile, tanto che facciamo, quello abbiamo, insomma. Siamo arrivati al museo, vai giù. No, ci stanno. Salvatore, sei stanco? Ho affamato un po'. Affamato? Dopo ci andiamo a mangiare qualcosina, dai ragazzi.
Allora, il grande Catello, l'instancabile Catello, l'instancabile Isabella, pure perché giustamente mo fa vedere come mantenuto. Anche lei collabora. Cioè. Anche lei collabora con le sigarette. Io devo fare un applauso, fate un applauso a Alex Boa in diretta, perché è a Catello Fresa che è la prima volta che vengono. Prima ma non l'ultima. Prima e non l'ultima, e verranno. Mi piace questa coppia di bravi, di bravi un ragazzi. rosso e un nero Con Isabella. Con Isabella che rolla le sigarette, è un trio questo potrebbe essere. È un trio indivisibile. Allora ci siamo, museo. Che è successo? Ah, questa è la calza di Martino. Martino ma cresce nel fu, la casetta torna. Antonio Scola e le ultime calze, eccole qua. Saranno una ventina, no, sono una ventina, però sono 30 pasti, 30 pasti, 20 calze. Purtroppo 15% di batteria. 15% di batteria, vabbè qualcosa non si può fare. a caricare in auto. No, perché io proprio carica batteria è diverso. Vabbè, 14% comunque questo è. Io penso di avere il cavo mio. Il cavo mio? Sì. Aspetta. Type C. Sì, ce l'ho. Lo tiene. Attenzione amici miei, Catello c'è il cavo, Catello salva la diretta, amici. Saremo ancora in diretta allora. Io al primo posto come moderatore a casa. Se volete donare su Streamlabs, grazie Elena, molto utile. È vero, ha fatto una classifica. Siamo anche rossi. Attenzione, attenzione. Frank, Red Power. Isabella si sta puzzando di freddo, La cosa che ha fatto stasera oltre a chiudere le sigarette. Cosa ha fatto? Puzzarsi di freddo. Puzzarsi di freddo. E quindi è una c'è cosa qualcosa. ci serve sempre persone che si puzzano di freddo. Andiamo. Frank c'è. Ci siamo? Siamo tutti? Allora, la nostra Martina che si è portata anche la sua calza appresso, sta strafogando la sua calza. Aveva fame, ha ragione. Martina fa freddo, ha ragione. Ecco la Befana Frank. La Befana. Frank Befana. Rigare. Rigare ci penso venga nelle case. Allora. Una chitarra? Sì. Facciamo una piezza, Frank. Facciamo una piezza. La chitarra c'ha questo ragazzo. Alve. Altre associazioni? No, non siamo. Ah, no, pure noi non siamo un'associazione, però. Ci conosciamo perché giovedì ci incontriamo vi pure con incontrate. Salvatore giovedì, infatti stiamo Bello. ci hanno fatto un po' di pizza, ci hanno fatto giocare la chitarra. Ah, sì? Quando siamo mangiati Salve, buonasera. sta coperto. Siamo? Continuiamo la distribuzione ragazzi. Ciao, buona Befana. Cioccolata, ci sta cioccolata. Ah, chitarra, aspetta, un pezzo inedito. Come ti chiami? Pedro. Vai maestro Pedro, un applauso a Pedro, forza! Ole! Un applauso! I came to you, my life. I want to get to know. I want you, mama. Pedro. I want to know, no. Stasera c'è anche il nostro Pedro! Ciao! I want to get my life. I love you, mama. forte, che si Pedro. Vai Pedro, vai. I'm sorry, mama. Anzi più con Pedro, What do you? I don't know, mama. Hit my head. I'm sorry, mama. I want to get
la fumata a Frengannella. Frengannella, impara. I'm sorry, mama. I want you. I love you. Applauso a Pedro! Frengannella, più cazzo suoi. Oh, hey! Vai con le gambe, Frank! Una palla vero! Vai! Guarda là, guarda là! Ragazzi, perfetta sintonia, guardate là. E che chitarra! E che chitarra! Bravo, un applauso! Applauso in chat per Pedro. Grande Pedro! Blappa, bluma, blappa, 2, 2, 3. Ah, sai fare che Lasciatemi cantare, che ne sono tra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero e sono napoletano vero. La casa. Ande Pedro. Bravo Pedro. Vuoi che te l'accordo un po'? La pasta. E accordo un po' la chitarra. Sì. Accordi un po'. Ecco Frank la fa una cosa buona, noi Frank accorda la chitarra, solo che si può fare Frank. Vai Frank, vai, a dare a Frank l'accordatore, va. Non ho capito. Gli accordi della chitarra, mi si sorrella a me. Lo so a lui, io non lo so. È più accordato, vai. Ecco qua, Frank l'accordatore. A posto. Che si dice? Come ti chiami? Auguri. Auguri a te. Karim. Scaldacol, guante, sei meglio messo. Grazie a te, Karim. Allora date il pasta e patate. Ah, tutto a posto. E mangio prima Messico che te ne fu. Lo conservo la notte, Fai bene. Grande cari. Non ho capito. La sigaretta tu? Non me la detto. Un mandarina? Ah, mamma sì, ma sono lì. È bene. E ci passa la pausa. Perché due sigarette e una vai. Ciao? Ciao, accendino? Ce l'ho io. Ah, giustamente Isabella accendino, giustamente. Ci parto tabacchi. No, ce l'ho lì. Eccolo qua, guarda che sta. Chi se me? marijuana. Ma io non fumo marijuana, No. La prima sì, poi il Marocco sì. Marocco fumo buono. A me solo bagno la sigaretta su 24 Cioè, domani la chiave che vero, mannaggia. L'ho preso consumata da collega. Non respirare per Troppo forte. Come si pensa? No, lui è magico, Ma come si pensa? Carimo, vuoi salutare gli amici della diretta, Carimo? Vabbè, noi saluto tutti gli amici italiani che stanno qua, sto fuori, sta a Milano, a Bergamo, a Brescia, anche a Caserta, anche Carimo, a però Massanese, anche a Napoli. Ti devo dire una cosa, questi qua che stanno in diretta, i ragazzi sono loro che ti hanno dato la calza, quindi il merito è loro. Ringraziamo tutti gli amici, stiamo qua per trovare noi sempre. Noi non veniamo sempre, però sta Salvatore che viene sempre giovedì. L'importante siamo salutiamo sempre, si può dire. Si può dire. Grazie a voi. Grazie a te, Karim. Ciao Karim, grazie.
E ancora Pedro. Fare il ballo della medusa. Ma io non lo so fare la mano. Ballo della medusa. Up and to the freeway. Ma io mi accorto con lui. Vai Frank, ralla! Attenzione Frank! Pedro Annella. Pedro Annella. Ma si piatta male. Sì. Sei casato Frank? Vai Frank! Frank! Fernande! Bravo! Bravo Pedro! Sta velocizzando! E modo oggi? E modo voglio Frank! Pedro Annella! I'm sorry, Papa. Comunque che duo stai. Frank ti sta mangiando, Frank! Votate! Chi votate? Chi votate? Bravo! Pedro! A chi dai il tuo voto, Alex? Pedro! A chi? Pedro! Pedro! Annella fuori! A calci fuori! È il nuovo Frank Annella! Ma io tengo la batteria al 9%, sarei tutta la sera. Chiamerò Pedro Annella. Ho la batteria al 9%, vai giù. Ah, chiudazzo c'è sta qualcuno, eh? Sì. Andiamo più avanti, vai! Ciao signori, grazie! I love you, ultima canzone, vai! I just call to say I might forgive you. Tutti insieme, vai! I just call to say I love you. And I need to call from love me. You say I love my say. I love my you. I love my you. I want you. I'm sorry, baby. I need a say. Questo è difficile, vero, eh? Ah, ma fa oi vita mia all'ultimo Pedro? To say I love you, oi vita mia, I just call. Aspetta, maestro. Vai Karim, vai. Aspetta, suggerimento di Karim, Pedro. Esa teta meta mia, te la che trasera tu. Canzoni inventate, del nuovo CD. Attenzione, non la conosciamo. Quando mamma te l'ha fatta, vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. La lira, umanata, china. Aspetta, vai. Se la ride. Bravo, sei emozionato, aiutare, Sei scudato la canzone, Pedro. Aspetta zitto. Vai. O solo mio, vai, o solo mio. O solo mio. Vai. È il pubblico delle grandi occasioni. Sta fre.
Scusatevi, 2 sigarette poi. 2 sigarette. Vai. Io. Giustamente Dai fruttati. Addio. Oh sola mia. Dai fruttati. Oh sola mia. Bravissimo. Saprò da te. Saprò. Dammi mano. Grazie Pedro, grazie a te Pedro, grazie. Dammi mano. Grazie Pedro. Andiamo? Andiamo! E vamonos! Salve signori! Ciao ragazzi! Aspetta! Dopo torniamo! Aspetta, roba Pedro! Sta consumando la batteria, Pedro! Vai, ci viene niente, vai! I want the second day for summer night. Qua Pedro stasera sei proprio casato. Sei proprio casato Pedro. Ande Pedro, no voglio che tenga la batteria scarica, non vi voglio lasciare, non voglio appendere insomma. I commenti grande Pedro. Grandissimo Pedro, mamma mia, voglio stasera mi sta facendo troppo arrapà, uomo di su, parole forti. Ho comprato stasera! Ma frengane da distrutta che la chitarra compara! Dico la verità, da distruggo il prossimo E tu, mo che arriva che la faccia in terra una volta, Frank, mo manteneva, passo della picchiata. Non me ne fotte, stava Salute Frengane, mi stai facendo a capandere. Allora ci siamo, grande Doc Doc, grande Frengannella, grande Alex Boa, grande Antonio Scola, grande Martina, grande Emanuele Emanuele, Roma Sciutelle Nanorem, grande Salvatore Formi, e siamo sempre qua, nel museo, o frate tuoi, ticket su camea, Sam, io, Frengannelle, Boa, frate a me, ma chi sia? Scola, no, Scola, Rocky Balboa, ma vieni a tu fuori, vai, e dici comincia, va. Insieme a Cerrona. Pure. Almeno a fuori per fare la vai. Mi sape parole. Oh, fai ancora Non vero scalline, poi faccio capriola. Stanno qui. E camminam. Aspetta. Arrivato. Silenzio perché qua stanno dormendo, c'ha la buffa di mazzate. Vai. Bravo. Sì, vai. Consegniamo le calze, vai. Scusate, voglio mancanza per niente, siamo al buio e consegniamo le ultime calze. Donate, voglio, donate all'associazione del sorriso di Carolo, mi raccomando, voglio. Fatelo perché fa freddo. Ciao. Vincenzo, siamo all'8% di batterie, insomma. 6%. Vai ragazzi, vai. Ciao ragazzi. Una calza per voi, pasta e patate e mo te la diamo, adesso eccolo qua. Pasta e patate, guanti, scaldacollo, acqua, c'è tutto. Mo te la diamo, dammi un minuto. Oggi una calza per gli amici. 2 calze qua. 2 calze per gli amici. L'acqua e i guanti, una caldacollo e stanno pure i dolci. E stanno pure i dolci ragazzi. Buon appetito. Buona befana, ciao ragazzi, ciao. Non ho capito. È una bella festa, grazie. Buona festa a voi. Grazie a voi. Di niente. Allora ragazzi, no, qua ci stanno. No, penso che ci Sì, Laura che io vedrò di aiutarvi con i vestiti, Laura sì. Liberagli, puoi linkare un po' la pagina del sorriso di Carol, ma Laura la conosce secondo me.
Allora, poi ci stanno altri due ragazzi che stanno rumeno, non voglio fare casino. Ce la lasciamo a casetta qua. Ce le lasciamo qua le calze, guardate qualche associazione ci ha lasciato cocco panino, ci ha lasciato cocco coso, guardate che bella cosa. Ciao, scusami se ti ho svegliato, ti lasciamo una calza, un piatto di pasta e patate. Scusateci ragazzi se vi abbiamo svegliato. Questa è una bella calza. No, dagliela vai. Ci sta cioccolatini, guanti, scaldacollo, pasta, c'è tutto. No, perché poi se ne la pasta, quella la usa, quando state in mano, uno, due, amico, qua. Allora, 1, 2. No, Anna, si vede nero perché siamo al buio proprio, Anna. La luce non mi mettere la luce, ci stanno. Anna, capite, stanno dormendo, siamo al buio. Ciao ragazzi, buona Befana, scusateci. Ma poi vediamo ci rilasciamo, capito? Scusa Salvatore, dimmi che non ci capito. No, veniamo con le macchine e li diamo i piatti di pasta perché ci stanno. Ci stanno? Ok, vai. E poi ci salutiamo, voglio perché tengo 5% di batteria. Ok? Allora, scusateci, mo andiamo sulla luce, insomma, non si vede niente purtroppo o per fortuna. Vabbè, facciamo una cosa, vai giù. Lo so, Laura, facciamo una cosa. Ora 26, erano 23. Sono 31, le paste 31. Le calze. 10 ne abbiamo tolti, io parlo di pasta. 21 paste. 21 paste, parlo di pasta. Calze no. Calze non si sa quanti sono rimasti. Ma una decina. Una decina di paste e calze 10 no. No, una decina di calze e una ventina di paste. Una decina di calze e una ventina di paste. Allora, vai giù, si ha già carico telefono. Lasciamo qualcosa qua e poi ci andiamo a Piazza Garibaldi. Sì? Ecco, andiamo a fare diretta. Facci. No, basta il carico telefoni. Scusate, poi ci stiamo organizzando perché tengo la batteria scarica e sto vedendo un attimo quando. Ah, così? E poi, passiamo con la macchina qua, ci diamo i casetti a ruce mancano, i pasta a ruce mancano e poi ci andiamo a Piazza Garibaldi. Solo la pasta. Solo la pasta e poi ci andiamo a Piazza Garibaldi. Tu, perché è la parte che stanno poi più. Allora, vai giù, ci siamo, dai, ci siamo. Ci siamo, poi a la macchina caricano poco telefono e continuiamo e finiamo con Piazza Garibaldi, anzi poi andiamo anche da Bruno, ma ci andiamo da soli perché oppure se c'è sta batteria carichiamo pure a Bruno, ci andiamo comunque, però in diretta non lo so se ci andiamo. Se ci ci siamo. Allora, a Mergellina, Vincenzo Sorrentino, sì, a Mergellina ci sta Bruno, questo signore che vive nella macchina, l'abbiamo citato prima, insomma. Ciao Vincenzo, grande sportiello. Qui Enzo Ferrara, finalmente ci sta anche lui, il nostro Enzo Ferrara, siamo dalle tue parti, museo, dove abbiamo dato la pasta della cucurullo. Abbiamo la pasta della cucurullo, voglio quasi ci vede Pedro, facciamo una tua concertina. Ci conviene che camminare di lato. Ma non mi lato che si vede Pedro che è finito. Mi tacca. Allora, Anna tranquilla, ho finito di parlare di tizi due che lato là e Lara De Greco. Allora, Salvatore Scippa, chi è? Enzo Ferrari mi devi mettere nel gruppo di abbonati, sì. Salvatore si è abbonato, lo mettiamo nel gruppo degli abbonati. Poi non ti preoccupare, Enzo Ferrari avrai sicuramente avuto meglio da fare. Enzo Ferrari sta faticando, vai giù. Sta faticando, chiava la notte, diciamo, più che altro. Ma mo stava lavorando, altrimenti sarebbe stato in diretta sicuramente. Ci siamo, vai giù. Scusatemi la batteria, ma purtroppo comunque stiamo a euro e 40 euro, voglio dire, il telefono ne risente, insomma. Comunque quasi 67 calze donate. Ciao signori, ciao Karim, ciao. Quasi 60 calzette donate, quasi 70 pasti donati questa sera, sono orgogliosissimo questa cosa, dai. Ci siamo. Adesso la macchina di catella. Tengo tutte le catelle. Facciamo una sostituzione, allora va con catella e qualcuno va. C'è la cima. Ah, allora c'è la cima. Insomma c'è sta innanzi. Ci siamo, dai.
Eccoci qua. Che onore nella macchina di Catello. Prendo il cavo. Batteria in esaurimento, mamma mia, stiamo proprio last minute, 3%. Corsa contro il tempo. Corsa contro il tempo. 3% Fabri. È una serie TV. 3% si chiama. Una serie di un per la gente che scarica i telefoni. Mi conduce che c'è stai una macchina di Catello, che professionalità, il rosso si illumina, voglio. Vai. Allora, eccolo qua, guardate là, l'unica persona nel mondo che cercava. Sta caricando. Fammi vedere come si vede. Sì, perché non sta più rosso. Sì, il flash. Non sta più rosso come lui. Non Catello. è più rosso come Catello. Catello. Allora ne appicciassi la luce di Gaetano, non mi dispiaceva. Non mi dispiaceva. Hai ragione. Non mi dispiaceva per la diretta. Un po' gialli, veniamo. Come siamo. Senti, sape ma pure la nasica. No, sono pazziano. Isabella la rollatrice. Rollerblade. Allora io vi faccio vedere, a parte la nostra bruttezza, vi faccio vedere dove siamo. Al museo. Quando abbiamo fatto i cassetti qua, una ventina? Sì. 20? Sì, così meno forse. 20? Io penso di meno. Sì, io penso tra le 10 e le 10 e 15. Di solito stanno più persone nel cassotto, però mi fa piacere che non ci stanno, perché significa che si hanno trovato toccatori pari, insomma. Non partono. Allora, qua intanto non partono, qua davanti e noi attendiamo. Alessandra Pisano, vedi che dice, te la inquadra. Che dice la tua fidanzata? Grazie, vabbè, di parte lo dice che sono bello. Ah, bravissimo, no, bello, l'avevo letto bellissimo. Mi ero dato delle aree, bravissimo. Fratello, bellissimo. Ma anche per questo è di parte. Te lo dobbiamo dire noi che comunque hai il fascino dell'avvocato, insomma. Il fascino del potere. Stanno a parlare su che tizi in dei chat, su che si va già a spannare tutto quanto, mannaggia, ci sanno pazzo, va già a spannare. Stiamo fatti lesbiche in da chat, che stanno facendo incontro. Posteggia in là. Posteggia lesbiche in da chat, abbiamo fatto 4 carne a cuttare su ricchione e scippo, un 4 bocca che ricchione e merda. Ha capito che cambio subito il registro in un attimo? Da un attimo che registro su ricchione e merda. Allora, batteria in esaurimento, perché batteria in esaurimento? No, staccato. No. Aspetta. No, 4%, sta flashando, sta a posto. Uè, Tatarella, voglio Tatarella. Aspetta. Dico Tatarella, dopo ci facciamo un brindisi la tua, Diego. Le paste. Aspetta un attimo, siamo. Allora. Aspetta, ci siamo fermati un attimo perché Elena ci dà un po' di pasta. La nostra Elena. Abbiamo finito di consegnare qua perché prima era finita. Dimmi Alex, non ti ho sentito. Stiamo finendo di consegnare qua sotto perché prima ne abbiamo portato abbastanza. Sì, ci stava, ecco qua, il nostro catellone ci sta andando perché sono rimasti 3 persone senza pasta. Oggi questa non è una bomba, ma è la macchina di Catello. La macchina di Catello che fa questo rumorone. Perché dovresti metterti la cintura? Che cazzo tu vuoi sapere? Ha ragione, ma me la metto. No, si darà fastidio il rumore. Qui blocca tutte e tre, Laura Tranquilla, Laura De Gregorio, si sente ancora parlare zizi, culo e pucciacco blocca. Ottimo. No, allora, Scippa ti blocca a prescindere. Un po' sviluppa, Scippa la merita. No, ci c'è da Scippa l'ha fatta una bella partita. Solo perché? Sì, perché quando Cucciari guarda buono. Allora, metti la cinta, Fabri ha ragione, metti la cinta, diamo il buon esempio. Ma io mi metto sempre la cinta, non perché ora sono in diretta, la metto sempre, il rudone, che lo struzzo il rudone, lo porco, diciamo, ma cosa metto a fa così? Perché poco sempre, street. Allora dice da rudone per esempio, quando è buono in giova, ma mantiene, sì? C'è questo gesto di affetto mio. Affettuoso. Non è da sottovalutare questo. No, invece fa il mico là, non stai facendo, che capito dove stai facendo. Nicola fa provare l'ebbrezza del brivido bravo. Sì. Questa luce comunque non ci dona, insomma. Cioè è bella da punto di vista, però a noi siamo bianchi. Vediamo questa. Eccolo qua. Meglio? Da boa, ha detto alle luci boa, amici. Wow, grande, al posto di Enzo Ferrara. Alex se le luci. Comanda le luci. Alex alle luci, ok. Ottimo. È sempre stata la mia passione. Siamo una grande squadra. Ma non erano le ciucce la tua passione, Alex? Ora perché c'è Isabella davanti. Quelle by night. Vogliamo dire le by night. Ma tanto c'è tutto registrato, Isabella, ti manderemo i video. Sai qual è la fortuna? Che fai dirette lunghissime, allora non si può mai vedere, non può mai pizzicare il momento. Sa tutto Isabella. Parole dure di Isabella. Allora, ma ti mette da cinta, ma la gemisa andando a scuola, che stava guidando, pensavo che era andando a scuola, si commenta
non è possibile. Allora, vi sta ancora ricordando il nostro liberato instancabile, vi sta ancora ricordando la pagina del Sorriso di Carol, ma qualcuno di voi che sta in diretta si è messo in contatto col Sorriso di Carol per donare qualcosa di indumenti, di giubbotti? Fatemelo sapere, perché a me mi fa piacere, perché di qua allora è servito fare una diretta del genere, serve fare delle dirette del genere, insomma. Allora, vi faccio inquadro un po' la strada perché in macchina non siamo dei bellissimi ragazzi, insomma, da inquadrare. Siamo a via Salvador Rosa, se non erro. Boa, tu che sei più esperto di queste zone. Via Foria. Questa è via Foria, scusami, mi imbroglio sempre tra Foria e Salvador Rosa. Salvador Rosa è la salita che sta più avanti. La salita, no, Alex lo sa bene perché si fa più fumo ovviamente, sì, venerdì sera. Ha detto le luci, quindi conosce la zona. Sì, ha detto l'ambione. Ha detto alle luci. Allora, il Sorriso di Carol Totore è l'unico che ci ha contattato stasera, è stato il direttore di Napoli Today per un'intervista. Ah, questa è una bella storia, questa è una bella storia. Non so se, ma non credo che stava vedendo questa diretta il direttore di Napoli Today. Se così fosse, ne saremmo molto orgogliosi. Tutto può essere. Il passaparola aiuta e serve a diffondere la no, è che non siamo tantissimi in diretta. Posso a 3 euro, ovviamente qualcuno aiuta a mangiare, qualcuno aiuta a mangiare casetti, insomma. Vabbè, grazie liberato. Che fa freddo, c'ero, dice Vincenzo Sorrenti, voglio, sentite freddo? Io no, sinceramente. Loro però Isabella ha molto freddo. Ma Isabella sente freddo pure assai. Isabella è venuta per puzzarsi di freddo. È venuta per puzzarsi di freddo, a piccire sigarette. Infatti accende sigarette non tanto per fumare, ma per riscaldarsi. Per scaldarsi col calore davanti. Bravissima, della sigaretta. Ma se non facesse freddo me ne fumerei anche. Parole dure, attenzione, parole dure. Parole durissime. Parole durissime. Una coppia comunque che va d'accordo sul tabacco, insomma. Allora, dico Tatarella, io da poco sono entrato, fa prima recupero, lo so che tu recuperi sempre Tatarella. Ciao Diego. Grande Tatarella, amici miei. Ma tu conosci persone a Tatarella? Come no? Sì, ma le conosci? Sì, come no. Ma difensoso, un po' imbriacone. Di questo ho saputo, non ci sono le stato, notti però. brave, come no? Di questo non mi sono a conoscenza. Allora mi puoi svelare qualche segreto della nottata di Capodanno? Chat. Purtroppo, bravo ragazzo, l'alcol lo ha preso dell'alcol. Detto Diego Beverella. Dico Beverella. Dico Volo Beverella. Dico Volo Beverella. Maradona che dici? C'era una mia amica vecchia, c'era una mia vecchia richiesta, c'era una mia vecchia richiesta, ma una serata milionario, ogni volta c'è la specialità Maradona, nelle serate europee sempre già niente, di proporre sempre qualcosa, è sempre la stessa serata, insomma, la faremo, ma io daggi pure già risposta, santo Maradona verne, essendo che tutto tira la cocaina e ti scorda, io daggi risposta 100 volte, sì, non ti preoccupa, faremo una cosa ancora più bella di quella, però mi daranno poco di tempo perché ci vuole poco di tempo per fa. Salvatore Scippa, non leggere poco Scippa. Ma non legge, no, è una cosa che leggeranno loro in chat che stiamo ripetendo. Dico Tatarella, a volte mi rivolgo all'avvocato Catello per le mie notti brave. Perciò vi conoscete, allora, ecco. Diciamo che l'ho tirato un paio di volte, l'ho strappato dalla galera, al gabbio. Tatarella mi deve molto Tatarella. Allora no, io mo a questo punto poi parliamo, perché stiamo parlando. Allora dico Tatarella, 2 giorni fa all'improvviso arriva una chiamata alle 3 di notte. Fabri il treno, mi non hai suscitato il treno, figurati, non è. Comunque Tatarella praticamente è stato fermato per stato in guida di ebbrezza. Insomma, io dico, io posso ne pigliarsi un cappello, non è che posso venire là a salvarti, ma volevo il numero di Catello, no, ci do il numero di Catello. Cosa succede? Dico, chiama Catello, cosa gli dice? Ma innanzitutto mi ha disturbato perché io stavo in Venezuela, quindi ho dovuto affrontare un viaggio transoceanico per venire ad aiutarlo in pratica. Ha speso 800 euro di chiamate. Esatto, infatti mi deve di parcella, chiaramente. Quindi siamo riusciti a fornirgli un alibi dove abbiamo finto che fossi in un altro posto e quindi abbiamo scagionato. È stata dura, non è stato facile. No, poi Catello ha anche pagato una cauzione che perché è un signore, ha pagato una cauzione di 2000 euro per se farlo uscire. Ma lui già la mia fattura, quindi la fattura pro forma indiana. Quindi dico, restituisci i soldi a Catello, restituisci i soldi a Catello, insomma, questo ti volevamo dire. Dico Tatarella e abbassa i gomiti perché stai un po' esagerando, ok? Allora ci siamo. Piazza Garibaldi, amici miei, ci siamo, Piazza Garibaldi. Anna Trepillo. Ciao, saluti la mia amica Gloria a Dio. Se la signora prima che si è presentata, dice come mi chiama la signora Gloria a Dio? Dice, bello nome. No, Gloria a Dio nel senso generale, Gloria a Dio. Allora. No, ma sta uomo di su che ti stima in una maniera esagerata. Io non so chi sia, sinceramente.
Mi dispiace deluderlo, però io sono etero. Un po' di sopra, ma fosse poco ricchione, no? No, ma assolutamente sì, lo sarà sicuramente. Perché stimi in una maniera. No, a me piace però come. No, non è ricchione, lui ti stima proprio. A me piace le persone che ti stimano, sai? Che pure ti stimano. Rotto di altri tempi la parola fresa. Sì, ma sempre delle belle parole per te. Ringrazio per la stima, uomo di. E faccio caso nessuna delle belle parole per Alex, perché? Stanno cercando di attirare la nostra attenzione. Un attimo che noi mentre tergiversi. Perché io poi mi sono messo. Allora, ci siamo fermati qua giù. La batteria è ai minimi storici, 6%. Siamo a Piazza Garibaldi, penso che da qui io vi saluterò, insomma, mo facciamo vai. Siamo al 6% di batteria, scendo al volo e facciamo le ultime consegne in diretta, perché veramente siamo. Ma sono scesa così a capocchio. Ci ma ferma qua. No, penso di no. Ah no. Attenzione, Cerone scende a capocchia, rientra in maniera furtiva, come se nulla fosse accaduto, e rimette sotto carica il cellulare. Per arrivare a quel 10%. Il fatidico 10%, molto difficile. Sì. Allora, dove siamo, Alex? Siamo qui a Piazza Garibaldi, di fronte alla Feltrinelli. Dove Alex prende il fumo, un'altra piazza Sì, dove. sì, qui un po' più avanti. Piazze di Alex Bo, insomma. Allora, Catelo, cosa ti hanno detto gli amici scuola sì, fornicola? Allora, ci stiamo organizzando a livello logistico per la macchina? Per le auto, sì. Per le arretriamo un pochetto. Sì. Ci sistemiamo. Allora Maradona dice io Pippo e tu stai fatte, insomma, diciamo che siamo da 3 ore in diretta, non è che siamo. Amadeus c'ha da fare meno buchine, diciamolo, perché lui 3 ore di diretta non le può fare. Insomma. Ma possiamo scendere? Possiamo scendere qua? La macchina qua? Serve una persona che. Sì, comunque scendete. Vabbè, se volete rimaniamo. Ci siamo, sto scendendo, scendiamo. Volete restare? Allora lasciamo Isabella in macchina, dai. Lasciamo Isabella in macchina e ci facciamo le ultime consegne. Siamo al 6% di batteria, ragazzi, quindi se arriviamo al 2% vi saluto, perché io non mi piace chiudere le dirette senza salutarvi, mi piace chiudere. Allora, ci siamo. Il nostro Antonio Scola ancora carico, dopo 3 ore ancora bello fresco. Il nostro Francannella, la nostra Martina carica con cioccolata. La grande Elena No Name, il grande Totore. Siamo? Siamo noi alle macchine, va bene. Alle macchine Totore, Elena e Isabella. Catello Fresa sta prendendo la pasta. Ultimi 5% di batteria. 5%, ho caricato manco cazzi da macchina purtroppo. Si caricava però poco. Salvatore, com'è andata la serata, insomma, che volge al termine? È andata? Abbiamo quasi completato tutto. Vai tu. Ragazzi, io vi ringrazio già da ora per questa serata che ci avete fatto trascorrere, ci state facendo trascorrere, grazie alle vostre donazioni abbiamo fatto 67 calze, 70 pasti. Grande Francannella, faremo sempre di più, Allora, andate a Catello instancabile col suo cartone in mano che pesa di meno. Assolutamente. La borsa. Vai Martina, vai, dicono Laura De Gregorio, vai la Martina, sempre carica. Arrampicati al palo Martina, vai! Il rosso si fa rosso, parole dure di Laura De Gregorio. Vedete queste bottiglie di acqua? Stanno qua, Fabrizio, c'è qualche bottiglia d'acqua in più? Sì, portiamocela. Allora, eccole qua. No, sono le calze. Ah no, sono le calze, Bruno, scusami. Allora, batteria 6%, questo OnePlus maledetto. Ce la faremo, ragazzi! Piazza Garibaldi ve la faccio vedere, Feltrinelli, lo conoscete tutti, Feltrinelli, Piazza Garibaldi. Penultima tappa di questa serata, grazie a te Tatarella. Tatarella ha donato 6 calze giovedì scorso, lo voglio ricordare perché Tatarella quando si tratta di donare per beneficenza è uno dei più prolifici. Grande Dio. È ubriacone ma è un grande cuore però, Esatto. Pieno d'alto. Gomito alto, cuore alto. Gomito alto, cuore alto, parole dure di Catello Fresa, instancabile Catello Fresa, voto 10 amici. Allora in chat me ne passo un cazzo dei carabinieri. Allora voglio un voto in chat per tutti gli angeli di questa sera, amici miei. Catello Fresa, che voto gli date? Martina, che voto gli date? Antonio Scola, che voto gli date? Sta buscando pure un euro Catello, ricordiamolo a Antonio Scola, e Francannella. Allora, nella Chiuppi da 10 a chi nella Chiuppi voglio il voto e il nome. Voto e il nome. Date un voto a Fabrizione. A me lasciatemi stare, voglio il voto ad Annella, ad Antonio Scola, però ricordando che ha fatto un gol, secondo me. C'è il gol.
Martina e Catello, 100 dice Vincenzo Variale, ma allora vediamo 100 a Catello Fresa, Alessandra Pisano. Grandi siete voi che avete donato e ci avete dato la possibilità di fare questa Sei un cosa. grande Frank, 10 a tutti come si chiama? Salvatore Scippa, se c'è nella Scippa, ma stiamo creando un avatar. Mix. Eccola qua, ce la lasciamo qua la calza così si sveglia domani e se la trova. E se la trova qui. Che già metti più vicino, Frank. Paura che se le fanno si fu. Mettaci più vicino, perciò la metti più vicino se la fa. 100 e lode a tutti, grazie Tatarella. Ecco qua. Ciao, scusami se ti abbiamo svegliato. Sta un bel piatto di pasta e patate, cioccolata. E qua, Questo la vogliamo condurre un attimo, questo sia aperto. Aggiù piatti di pasta. Questo sia aperto, lo vogliamo condurre un attimo. Buon appetito, caro. Ciao caro. No, le cose sono finite, se no ci fanno il canisce. Questo non c'è. Le posate sì, stanno lì. Eccolo qua, eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Quante sono rimaste di pasta, Cade? Penso una decina. Una decina di pasta e patate. Ringraziamo sempre Enzo del bar Mururipe, che ce ne ha dati 70 al posto di 67. Ci siamo? Vai giovani, vai giovani. Le calze sono finite? Aspetta i guanti però. Allora, questa scaldacollo è uscito da qualche parte. Siamo a 4% di batteria, ragazzi. Non vi litigate mattina a scuola. Non fa incazzare mattina a scuola, eh? No. Altre 3 calze. Altre 3 calze, vai. 1, 2 e 3. 2 ce le abbiamo conservate per Bruno e abbiamo Mettacele più vicino, Ando. Mettacele più vicino, se la fotte. quello però ci metti vicino. Mettacele più vicino, va. No, tengo paura che si fottono, allora si mette vicino. Buona Befana. Ci sta la cioccolata. Mo te la do io una sigaretta, aspetta. Aiuta, Sì. Ciao, grazie a te. Buona Befana. Ciao. Ciao. Sono bagnato pure Ultima calza? Ultima calza, poi ci abbiamo conservato una calza per Bruno, vero? Sì. Calza e pasto per Bruno. Bruno però non ci possiamo andare in diretta perché la batteria scarica proprio. Però non lo so, forse ci andiamo. Cioè ci andiamo sicuro, ma non lo so con la diretta. Allora, Cala di Costanzo, il voto migliore è quello di restano nel cuore di tutti noi Sono finite le calze. Fide le calze, Martì. Quelle persone che ci aiutate anche con i vostri 5 minuti di spensieratezza, no? Voglio grazie a voi. Ciao, mangiare? Bel piatto di pasta e patate? Grazie. Come ti chiami? 2 piatti di pasta e patate. Grazie mille. Grazie a te. E la calza è finita purtroppo. E già sta qualche guanto in più, qualche sharp, no. Che sei poco così, vabbè. Ciao amico mio, buon appetito. Un altro piatto di pasta. La bottiglia d'acqua, La bottiglia d'acqua. Magari se la conservo. Sì no, vabbè, ci sta pure lato lato però, Chiamiamo. Tanto sembriamo gli ultimi passi. Le calze abbiamo conservate 2 per Bruno e basta. Ok ragazzi, la calza purtroppo sono finite. Stanno in macchina. Purtroppo le calze sono finite, però ci sono rimasti i piatti di pasta, belli ancora caldi, non lo so perché San Madre. Ah, sono ancora caldi? Faccio cazzo, voglio ancora tiepidi, ottimo. Alessandra Pisano, ragazzi vi saluto perché vado a messa. Siete stati bravissimi tutti, avete fatto oggi una cosa bellissima, 100 a tutti, 110 al mio rosso preferito Catello Fresa. Un bacio, ti amo amore. Eccolo qua, il grande Fresa. E a proposito di rossi, guardate quella stella rossa.
la stella di Catello Fresa, la stella di Francannella, la stella di Enzo Ferrara. Viva i rossi, amici! Questa è la stella dei rossi. Vai ragazzi, grande Sandrino, grazie a te Sandrino. 3% di batteria ragazzi. Ci sta? Ci sta qualcuno? Vediamo se troviamo qualcuno. 3% di batteria, fra poco ci dobbiamo salutare, voglio. Fra poco ci dobbiamo salutare. Se ne troviamo al Sabruna andiamo un po' là. Ma oppure viene per via Roma, come la foto che coperte, Voglio, iniziate a salutare perché stiamo scaricando la batteria, vamo a salutare. Ciao a tutti i nostri amici, tutti i pezzi che sono arrivati fino alla fine. Ciao. Ciao Martina, grazie a Martina, grazie a Antonio Scola il grandissimo Francannello, sempre vicino a si mette con una cavata a muc, Francannello. Ora andiamo. Ora andiamo a salutare a Bruno, poi andiamo a salutare a Salvatore Formico, a ringraziare Elena Nonemma, a ringraziare Isabella, Alex Boy, questa sera ci hanno onorato della loro presenza. Sarò ripetitivo fino alla morte, ma grazie per questa serata qua, perché per noi è bello fare questa cosa qua, se ne era voi non potevo fare, quindi ci siamo. Da Piazza Garibaldi, tra poco va già a salutare. Attenzione, ci sta. Ah no, sono qui dei primi cinesi, sono i cinesi di prima. Il caso mettono più tardi secondo me, o stasera fa una cosa non si mettono proprio. Chi era che diceva Sandrino? Sì, la prossima volta se vuoi venire Sandrino non c'è problema, ma vieni giovedì insieme all'associazione del Sorriso di Carolo, questo te lo voglio dire, perché noi non lo so ogni quando facciamo, abbiamo fatto 2 settimane fa, l'abbiamo fatto ora, ma non so quando lo faremo la prossima volta, non potremo fare sempre, purtroppo. Quindi vai con Salvatore, scrivi a Salvatore l'associazione Sorriso di Carolo che è liberato, ti ha appena taggato la pagina. Voglio 2% di batteria, vi voglio far salutare dal grande Salvatore Formico. Ciao ragazzi, fa un freddo terribile e niente, abbiamo fatto anche questo. Anche questa è andata, Salvatore. Grazie a Salvatore Formico, artefice, grandissimo trattatore poi cinesi a Gianturco. Mi accompagna sempre, ci accompagna tutti a comprare la roba a Gianturco, chiude degli affari immensi. Grande cuore quest'uomo, grande cuore amici, Salvatore Formico e non lo dimostra, ma c'ha un gran cuore. Salutiamo Elena Nonemma. Ciao ragazzi. Grande Elena, grazie. Antonio Scola, il parcheggiatore abusivo. Ciao Frank, ciao Catello, ciao Martina. Aspettate un saluto a Alex Boa. Ciao ragazzi, grazie Alex, la prima volta che viene con noi, si è comportato benissimo. Il grande Alex, brutto come la... No, non è vero, non è vero. È un bel ragazzo, anche lei Isabella, grazie mille. Aiù, è stato un piacere pazzo. Grazie, poi andiamo da Bruno con le telecamere spente. Catello Fresa. Ciao da Catello Fresa. E ciao, bacione. Ciao Bacio a tutti. Ciao. Ciao ragazzi.